Ah! Amici bellini, it's been a while, che significa è passato un po' di tempo, perché bisogna sempre tradurre, perché non è detto che tutti conoscono le lingue e le male lingue. Ma direi cominciamo, va. Ma cominciamo via, come via, eccoci qua. Buonasera amici bellini, benvenuto Carlo Paiero, che ho visto che si è iscritto da pochissimi, chissà se interverrà, e facciamo subito un giro di saluti. Io ho dormito un po' troppo, ma com'è brutto quella cosa, se dormi poco c'hai la faccia stanca, se dormi troppo c'hai la faccia stanca, se dormi il giusto così comunque sei stanco, perché si chiama vecchiaia e possiamo dirlo tranquillamente. Vado indietro nel tempo e saluto Francesco Perrone, Angela Torre, Salvio Romano, Jen Lamp, Giuseppe, Roberto Tore Falanga, Carl Von, ma questa è complicata, me la gioco più tardi, Roberto, ancora Carl, ancora Roberto, l'ottima Polly, salutate tutti i moderatori immediatamente che si fanno sempre quella parte del corpo a tarallo, Matteo, Luigi, Ferdinando, Angela di nuovo, ancora Polly, ancora Massimo Selvaggina, vedi come fa le cose belline, Francesco Esposito, Vincenzo Scotti, Anna Maria Pistone, Max Allegri, che non manca mai ultimamente, il nostro mister è molto molto attivo sul canale, Ferdinando, Mario Delle Vedove, è saltato tutto, Mark Basile, Gennaro, ho visto Fabrizio Zamprotto, ho visto Marcello, Salvo, Vespe, Giovanni, Francesco Langella, dai, Salvatore Pengue, ottimo, attendo analisi sui bilanci, infatti oggi ne parleremo. TVB, hi moderatori, io ce li ho i moderatori, hi. Virgilio Bandiera, Giuseppe Pizzella, Stream Element che sta funzionando come è giusto che sia, buonasera Christian, Luca Aldo, buonasera Luca Delise, gli amici bellini abbonati che non mancano mai, Maurizio Simeone, Simone De Falco, rumori ovunque. Signori miei, allora arriviamo un attimo a 60 like, perché ce n'erano una ventina preventivi, e cominciamo a parlare, e voglio i vostri spunti in merito sulla questione su quello che ne è uscito fuori alla fine da questa rumori incredibili, da questa conferenza. Un saluto alla Selvaggina, va benissimo, sei bravo. Buonasera Bellwatch anche. Come ti senti, amico mio? Spero che vada tutto bene. Artemisio Bubani, un bacio anche a te. Al di là del risultato, Mario Gabutti. Ragazzi, al di là del risultato, io non vorrei anticipare cose, però voi che siete adesso qua, che siete per i primi, che siete venuti, siete andati nel rifugio per i primi, lo potete sapere, perché così probabilmente, dico probabilmente, al di là del risultato sarà il titolo della mia prossima canzone. L'ho detto. Stellina, c'è pure Stellina. Domanda a bruciapelo: quanto godi per un'eventuale cessione di Mario Rui? Già subito entriamo nel vivo della questione. La questione a me va bene, perché voglio dire, non è che mi abbia sempre soddisfatto Mario Rui, quindi va bene. Il problema è sostituirlo in fretta con uno all'altezza di fare o il titolare o la riserva del titolare, nel senso che dobbiamo poi comprarne due. Quindi bene, strano che vengano offerte proprio per lui, ma che vogliamo fare? Il problema reale è che
non lo fa il Napoli, il mercato, ma si farà in base alle offerte che il Napoli riceverà per i suoi giocatori e poi di conseguenza ci muoveremo. Vedi, il terrore di rimpiangere, quello è il problema. Quello è il problema. Ho paura che 2 big se ne vanno e arrivano 2 che non sono all'altezza. Questa è una paura legittima, Luca. È una paura legittima, perché quando poi devi muoverti di conseguenza, tu sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi. Buonasera anche all'ottimo Evelyn. Sempre una macchina da guerra. Senza Mario Rui se ne puoi prendere 2. Capito qual è la mia paura? Lui lo sempre odiato, mai piaciuto, però come panchina è bravo, la penso così, Fabrizio. 5 milioni non prendi nessuno di migliore, e su questo noi poi dovremo approfondire, perché dobbiamo capire questi 5 milioni, visto che Mario Rui è da noi da anni e anni, è stato già ammortato ampiamente, perché il Napoli fa l'ammortamento arrivando ad ammortare il 75% del prezzo del cartellino nei primi 2 anni praticamente, perché loro, avendo molta liquidità, fanno l'ammortamento subito. Però questi costi vengono messi a bilancio quando ADL parla di 156 milioni. Uno che va di calcolatrice e fa i calcoli non si trova, perché tu dici: faccio il calcolo degli stipendi del Napoli di quest'anno, sono 60 milioni netti. Ma quello intendeva lordi? Benissimo, all'ordo sono 103 milioni,85. Come si arriva a 156? Evidentemente lui sta considerando il costo della rosa, non gli stipendi come ci dice, e per questo ci mette un attimo in confusione e in difficoltà. Quindi il ragionamento che facevo nel video di oggi, che se non avete visto andate a vedervelo e lasciate un like, sulla questione Mario Rui e sulle cessioni che il Napoli può e deve fare, vuol dire che un Fabian Ruiz che magari costa come stipendio 1,5, può essere che deve ancora essere ammortato nel suo costo complessivo, e può essere che ci costi ancora molto. Questo è il problema. Un saluto a Calogero, Milan Sacco. Il Milan come sta messo che ha dovuto rinunciare a Donnarumma? Io non vorrei fare la fine del Milan con Insigne e Donnarumma. Ciclicamente il Napoli ha fatto questo, un continuo lascia e piglia di perfetti sconosciuti o quasi, che poi si rivelano al 70% buoni affari. Viviamo sul filo dell'ansia. È così. Poi ti deve andare bene. Aspetta, avevo visto un messaggio che mi interessava. In francese ha detto che gli spagnoli hanno fatto fesso la Liga 1 con diritti TV, e detto testualmente con grande eleganza: la Francia sta nella merda, avete fatto una stronzata. Allora, grazie prima di tutto PLF per avermelo tradotto, perché io solamente posso chiedere a Polly che è multilingue, ma purtroppo il francese non è di mia competenza. Capisco lo spagnolo, parlo l'inglese, l'italiano, il napoletano, il francese no. Quindi in quel momento io ho fatto scena muta, perché non lo so. Che fine faremo, Donata? Non lo so, purtroppo non lo so. Ricordiamoci che non basta, anche se tu fai tutte le cose giuste nel mercato e ti strutturi bene, fai tutte le cose giuste, non basta per essere sicuri di un piazzamento Champions importante, perché ci sono gli avversari che possono fare più di te, ci sono gli arbitri che ti possono fregare, ci sono una serie di cose imponderabili nel calcio giocato che uno deve tenere presente, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto su Napoli-Verona, così, anche De Laurentiis l'ha detto, e giustamente mi ha fatto piacere che l'abbia sottolineato: facci vincere col Cagliari, vedi che probabilmente non vale nemmeno niente quella partita. Quindi purtroppo andare a ritroso troppo indietro, che uno può dire vedi, benvenuto Antonio Mormile, blocco pallone tipo Olli e Benji, funziona questa cosa, è ritornata funzionante molto bene. Quindi non basta. Allora, siete iscritti al canale? No, secondo me siete pazzi, siete iscritti al canale. Vedi, iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi?
Riprendo il commento che ho fatto oggi. CDL ha detto tutto anche per ridimensionare la piazza e i giornali come ai tempi di Mazzarri. Francesco, buono spunto. Sotto un certo punto di vista, a me non dispiace in tutto questo. A me dispiacciono le disattenzioni, le imprecisioni, le cose che non mi trovo poi a livello anche di numeri e di storia. Però parlare chiaro alla piazza potrebbe essere una cosa importante. Potrebbe essere una cosa importante, perché non è che tu ci levi il sogno, però c'è qualcuno che insiste e dice noi ama vincere, e forse il dover vincere, se parli chiaro alla piazza, può essere che quel di più che fai viene appreso bene invece della sicurezza, perché noi negli ultimi anni arriva Ancelotti, cioè lo scudetto, il secondo posto mi dà i pruriti. Dimensioniamoci, rendiamoci conto del Napoli, che cos'è, che cosa è stato e che cosa può essere. E quindi sotto questo punto di vista potrebbe essere, non lo so se la piazza è pronta, se è matura, però vediamo. Allora, è la prima live dal tuo ritorno, ma ne ho fatte anche poco, Mario, ne ho fatte pochine, c'è un po' di musica in giro da fare. E quindi va bene. Posso chiedere cosa significa andare a prendere giocatori all'altezza di chi prendi? Vi ricordo che chi abbiamo ora sono tutti giovani presi in passato che poi sono diventati chi conoscete. Esatto, Alessandro, giusto. Il problema è essere pronti subito, nel senso che all'epoca si poteva fare un percorso diciamo di salita progressiva, dopodiché quando ci siamo stabiliti bene come seconda forza del campionato mancavano le milanesi, le romane balbettavano e quindi il Napoli riusciva ad essere seconda, al massimo terza, poi ogni tanto abbiamo fatto quinti, però cioè ogni tanto quella famosa partita con la Lazio. Il problema è l'andazzo, visto che siamo andati un po' in discesa dopo il fatto dell'ammutinamento, via Ancelotti, arriviamo settimi, quest'anno siamo arrivati quinti, stagione complicata, lo sappiamo tutti, fuori dalla Champions purtroppo, a quanto pare, anche se si dice che la Champions non porta abbastanza soldi come le vorrebbero Real Madrid, Juventus, Barcellona, eccetera, eccetera, però al Napoli quei soldi servono perché il fatturato non cresce. E quindi andiamo in difficoltà. C'è anche l'ottimo Fabio Versatile, buonasera a tutti, tesoro mio, veda, sono passato per un saluto. Due notizie, un bentornato a Beppe Santoro, bravo, team manager. Emerson Palmieri ha cambiato agente, questa è una notizia. ADL per me ha bleffato, messaggi subliminali a qualcuno. Staremo a vedere, la storia ce lo dirà. Fabietto, su quella questione di Emerson Palmieri io ripeto la mia posizione, non è il fulmine di guerra che uno può pensare, ma sicuramente è superiore a tutti i profili di cui stiamo parlando in generale. L'unica cosa è che se il Napoli deve abbassare gli stipendi, se il Napoli non può permettersi nemmeno di rinnovare subito Insigne a quelle cifre, vuol dire che se Emerson Palmieri vuole ancora 3 milioni, l'unica cosa è non spendere niente per il cartellino, quindi cercare di avere un prestito dal Chelsea, un po' come si è fatta l'operazione di Bakayoko. Staremo a vedere. Mi fido parecchio di Pedulla, vuol dire che il profilo comunque il Napoli lo sta seguendo. Perché ADL non quota la società in borsa e non vende quote societarie a persone o società importanti? Che senso ha continuare a ridimensionarci sperando poi di trovare un campione? Domanda interessante. Io credo che la quotazione in borsa, poi ci sono delle dinamiche economico-finanziarie che non conosciamo, non so se si può subito fare. Vendere quote societarie significa far entrare nella società persone o altre società che poi devono avere però un ritorno che sia un ritorno economico o comunque qualcosa da dire, devono avere la possibilità di intervenire nelle riunioni, prendere decisioni, e questo lo sai che a De Laurentiis non piace, lui è molto accentratore, decide tutto lui. C'è stato un momento durante la conferenza, non so se l'avete notato, che gli suona il cellulare, no? E lui guarda, non la toglie ancora la suoneria,
e c'è Edo che cerca di prendere il cellulare e di staccargli la suoneria, lui facci io, non tocca. E quella è simbolica, perché nel senso faccio tutto io, le magliette, sì, i rumori, le magliette, devo andare io in fabbrica al nord a controllare le cose, così in Cina i furgoni devo controllare se le gomme sono belle gonfie, e quindi tutto deve fare tutto lui, perché lui si sente, ma questo è lui, è la figura, non è nemmeno un fatto calcistico, lui deve fare tutto lui anche nei film, ha sempre fatto così, e ve lo dico per certo perché c'è una persona che lavora nell'ambito che me lo conferma. Anche i bicchieri d'acqua deve decidere lui quanti ne siano, se il bicchiere deve essere di plastica, trasparente, bianco o azzurro. Il figlio della reina di Severin Man stava scapuzziando molto spesso, sai quella cosa proprio che tu c'hai un pochino di sonno, capita. Il Napoli, se ha problemi di fatturato e di stipendi, potrebbe anche puntare sulla primavera investendo soldi e costruendo infrastrutture idonee anche ai giovani di altre città o altri paesi. Vincenzo, la domanda gli è stata fatta, il settore giovanile può essere una fonte di rendita, però ci vuole tempo, è un investimento a lungo tempo, e De Laurentiis ha detto che ha altre priorità, ma ringrazio Virgilio Bandiera. La strategia di mercato del nostro Napoli mi sembra una farsa nel punto di vista per costruire una squadra competitiva a lunga distanza e continuità. Prima di tutto ti ringrazio Virgilio, che tra l'altro ha fatto incetta, faccio un po' di pubblicità, ma che me ne frega, dove sta? Ecco qua. Sei curioso? Sei bellino? Bevi. Le ha prese tutte, magliette, tazze, ha preso tutto dal sito fluido.net, e vi ringrazio. Virgilio, hai ragione, nel senso che si pensa all'oggi e non si pensa tanto al domani. Il Napoli all'inizio lo poteva fare, adesso c'è questa impellenza, mi sembra che ci sia questa priorità, perché lui ha risposto proprio senza dubbio: io devo tornare in Champions per sistemare i conti, perché evidentemente quell'entrata della Champions, che per anni era una cosa quasi dovuta perché non c'erano avversari, e il Napoli ci faceva affidamento per gli incassi della Champions. Venendo a mancare quello è difficile fare acquisti, rinnovare la squadra, trovare nuovi giocatori, e quindi il Napoli è un pochino dipendente da quei soldi lì, e purtroppo è così, e non c'è il tempo di aspettare. Bisognerebbe essere ancora più chiari e dire: signori, per 5 anni si galleggia, arriviamo settimi, ottavi, noni, magari quinti una volta, però noi stiamo rifondando tutto, stiamo ripartendo dai giovani, e con i giovani, con lo scouting, investiamo tutto sullo scouting, sul trovare giovani nuovi che però tra 5 anni sono pronti e facciamo la botta. Siamo pronti anche noi come ambiente ad accettare questo? Non lo so. Un saluto alla mamma di Angela. Saluto ad Angela, ovviamente, lo ribadiamo, e un saluto anche alla mamma. Buonasera Manu, collega con quello che ti dicevo. Sì. Un abbraccio Marcello, non ti preoccupare, torna o te la recuperi dopo, va benissimo. Con l'autoproduzione della maglia il fatturato crescerà secondo te? Non lo so, perché dipende dal fatto, se prima di tutto dalla distribuzione, perché per vendere le maglie tu devi farla arrivare, devi fare degli investimenti di distribuzione quasi a scatola chiusa, perché il napoletano non è famoso per comprare tutti quanti il merchandise della maglia ufficiale, eccetera eccetera. Purtroppo è così. Se la distribuzione è a livello, e io per esempio scendo in un negozio qui a New York e trovo la maglietta del Napoli, state sicuri che me la compro.
anche perché il momento in cui uno compra una cosa così, gli altri vedono, dice ah ma che cos'è, ah ma che squadra, sì, c'è un passaparola generale. Io metto le magliette anche per uscire, quindi perché siamo tifosi di questo livello. Se la maglia viene bene, se la maglia è di qualità, se l'autoproduzione funziona, perché no? Certo non hai l'appeal di un marchio importante, perché c'è gente che maglietta da Nike, me la compro perché comunque è maglietta della Nike e so che resta come maglietta della Nike. Se è maglietta ADL, qualcuno a prescindere dice non me la voglio comprare. Quindi non lo so, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Il problema serissimo di questa autoproduzione è che siamo in un ritardo clamoroso. Tutte le altre squadre già hanno le magliette pronte, hanno portato i design, le hanno presentate a fine stagione. Noi si parla di metà agosto, cioè noi cominceremo il ritiro senza maglie nuove. Oh, è una cosa di una gravità inaudita. Non vedo l'ora di capire con quale maglie ci mettiamo. Ci mettiamo ancora la K, che non c'è più il contratto, diciamo, a mettere la maglia della salute. È importantissima questa cosa. Costo del cartellino diviso anni di contratto. Sì. Non lo so se lo fa con tutti i calciatori, sinceramente. Dipende secondo me anche dal costo del cartellino iniziale. Io ti faccio un esempio, Christian. C'era, ed è una cosa che devo chiedere più specificamente a dei tecnici, per quanto riguarda Ospina, che venne in prestito il primo anno, il Napoli comunque fece un ammortamento di 1 milione il primo anno. Quindi per me non è chiarissima questa cosa qua. Costa zero Ospina, costa zero. Non so se l'ammortamento riguarda il prezzo poi del riscatto che dovrai fare dopo. Quindi può essere pure che il Napoli già, anche se il costo è zero per il primo anno, già ammortava per i secondi anni. È un discorso molto tecnico che purtroppo, se Calcio e Finanza non ci fa un articolo anno per anno, io ho trovato degli articoli del 2019 per capire, e ne ho parlato nel video scorso, per capire gli ammortamenti dell'epoca, servirebbe un approfondimento adesso. Eccolo qua, Tore Falanga, lui deve tornare in Champions, ma non può apparentemente spendere per migliorare la squadra. Suona un po' come un paradosso dell'uovo e la gallina. Esatto Tore, perché se tu per andare in Champions devi fare una squadra competitiva e devi superare una delle 4 che ci stanno davanti, devi essere più forte dell'Atalanta o più forte del Milan o più forte della Juve o più forte dell'Inter. Se non riesci a fare la squadra così, come ci arrivi in Champions? Servirebbe un miracolo. Ma lui parla proprio di miracolo, cioè fare l'impossibile. De Laurentiis ha proprio parlato del miracolo, fare l'impossibile per andare in Champions, che poi ti permette poi di cercare di andare in Champions l'anno successivo perché c'hai più soldi per fare la squadra. È una situazione molto molto complicata, veramente molto complicata. Allora, vediamo un pochino. L'ha fatta quest'anno con Politano ammortizzando una quota, esattamente. Sì, poi oltretutto c'è anche un'altra cosa tecnica riguardo a questo qua. Quando il Napoli compra Petagna e Rachmani, li compra l'anno precedente, quindi può essere pure che li compra a gennaio dell'anno precedente, li lascia, quindi li dà in prestito, quindi vanno a bilancio dell'anno precedente. Quindi alcune cose tecniche, quando lui ci parla di 156 milioni, è un attimo, dobbiamo capirlo bene. Poi sicuramente loro sanno di cosa stanno parlando. Il Napoli è una delle pochissime squadre che non ha debiti reali, però vuol dire che comunque non c'è una crescita, perché se non avendo debiti comunque non riusciamo a muoverci sul mercato, mentre le altre squadre semplicemente debiti, non fa niente, risanamento di 400 milioni, reinvestiamo con la pala così. Purtroppo non ti puoi sedere a un tavolo di poker se hai meno soldi dei tuoi avversari, perché non puoi competere. C'è anche la Roma, assolutamente c'è anche la Roma, ma c'è anche la Lazio. Io ho parlato delle 4 squadre che ci sono arrivate avanti l'anno scorso, ma adesso la Lazio, la Roma probabilmente
Non lo so, Mourinho è un'incognita, può andare benissimo, può andare così e così. La Lazio con Sarri, magari il primo anno di assestamento, però non lo puoi mai sapere. Quindi sarà complicata, sarà complicata. Se devo parlare di giovani, sono entrato da poco, ti ho già scritto in qualche video precedente di Alexandropoulos del Panathinaikos. Appena avete tempo, guardatelo, tra l'altro è greco. E ringrazio, questa è giallina, ringrazio Frank Parzia, tra l'altro se non mi sbaglio io ti ho ancora qua, fammi vedere se riesco, eccolo qua, ringraziamo Frank Parzia, guardate bene, è normale che poi lui in America un sorriso del genere le donne ai suoi piedi, ma lo dico perché è ammogliato. Che meraviglia, grazie Frank, io la vedo nera, forza Napoli sempre, speriamo bene amico mio, perché io spero tanto che Spalletti abbia quella forza e quella voglia di rimettersi in gioco e quindi dia anche dia quel di più, perché il Napoli deve dare il 110%, il famoso 110%, cioè andare oltre le sue possibilità. Deve overperformare per piazzarsi. Speriamo che Spalletti possa darci questo di più quest'anno, perché altrimenti diventa complicata. Super d'accordo con la politica di De Laurentiis e sono anche d'accordo su tutto quello che ha detto ieri. Condanno solo il no al mercato nei mesi di gennaio, quando potevamo lottare per lo scudo. Aldo, quindi ritorni a quando si parlava di quando il Napoli era magari campione d'inverno, quindi si doveva fare quello sforzo finale. Io poi sono sempre combattuto lì, perché ci sono due esempi che vi porto. Il Napoli comunque viene meno alla fine, spesso per decisioni arbitrali che magari tu dici pure se ci tenevamo Ibrahimovic comunque non ce lo facevano vincere lo stesso. Aggiungo un altro spunto: il Milan campione d'inverno quest'anno, che fa molti investimenti sul mercato, compra Mandzukic, non è andato bene, compra Tomori, è andata bene, compra Meite, è andata abbastanza bene, e comunque non riesce a resistere fino alla fine. Quindi non sappiamo col senno di poi se uno sforzo sul mercato avrebbe portato poi alla vittoria finale. La verità è che tu ci devi provare, come ha fatto il Milan, e poi se non ci riesci, ma ci devi provare. Quindi sono d'accordo con te sotto questo punto di vista. Chi si riferiva a DL quando dice un paio di acquisti non avrei dovuto farli? Bobotta o Osimhen? Allora, lui parla di investimenti sbagliati, ok? L'investimento sbagliato può essere sia l'acquisto, e può essere perché comunque Osimhen, parliamo di tanti soldi, comunque spalmati, quindi non pesano a bilancio più di tanto, pesa 10 milioni all'anno a bilancio, però comunque è una spesa, potrebbe essere quello. Però Osimhen la sua resa per quel poco che ha giocato secondo me l'ha data, quindi io non credo si riferisca a Osimhen. Bobotta potrebbe essere una cosa, perché comunque è stato speso 20 milioni ed è stato utilizzato poco. Potrebbe anche riferirsi a certi rinnovi. Faccio un esempio di Mertens, per esempio, che tu comunque hai rinnovato a quelle cifre e l'hai utilizzato poco per infortuni, perché comunque l'età è quella che è. Potrebbe riferirsi perché lui parla di investimenti, ai gelati, allo Stecco Lecco che si è comprato e poi è arrivato il Covid e quindi non ha potuto vendere i gelati. Sono tante le cose. Lui poi si riferisce anche a dei contratti che aveva già in essere, secondo me parla degli sponsor, che dice mi dovevano dare dei soldi e non me li hanno dati, mentre io continuo a spendere, e ha recriminato su parecchie cose. Aspettiamo ancora un'intervista tua ad ADL. Comunque non so te, ma sono stanco di sentir parlare della Superlega e UEFA. Ieri mi sono stancato di sentire le stesse cose. Un ass ti piace? TD, allora, intervista ADL io sto aspettando, perché ci sono degli amici bellini che il numero me lo procureranno, e quindi non è detto che non avvenga, perché io lo so che lui è sensibile all'estero e quindi se sente New York è capace pure che risponde. Quindi il silenzio stampa si può dire che è finito, che non c'è mai stato, quindi io ci proverò.
Sono anche io stanco di sentire parlare di Superlega e UEFA, però questo è il calcio che viviamo e dato che si parla sempre e solo di soldi, questi argomenti resteranno caldi per sempre. Su un ass, signori miei, io l'ho guardato, un ass è un peperino, ha lo spunto, ha un buon sinistro, ha il dribbling, fisicamente è leggero, però ricordiamoci, quindi cade spesso come cadeva spesso Lozano, quindi bisognerebbe lavorarci tanto proprio a livello fisico, atletico. Nel Napoli non mi ha impressionato tanto, l'hanno utilizzato a sprazzi Sarri, l'ha utilizzato a sprazzi Ancelotti un po' di più. Quando l'ho osservato nel Cagliari e nel Crotone ho visto un giocatore che ha gli spunti ma che si prende tante pause. Non ho visto un giocatore attivo nella fase passiva, scusate il gioco di parole, bello pronto nella fase difensiva che rincorre gli avversari. Lui sta lì, aspetta, si riposa, quando riceve palla è bello fresco perché sta bello tranquillo e rilassato, però deve fare una crescita. Ma attenzione a Salvo D'Orazio, benvenuto, signori miei, io prendo la palla al balzo. Grazie Salvo per esserti abbonato. Non so a quale livello tu ti sia abbonato, ma ho detto a tutti gli amici bellini, e lo ripeto, che il 1° agosto, il termine ultimo per essere abbonati all'abbonamento Abbonati Bellini, quello col cuore, e tutti quelli che sono abbonati all'abbonato Bellino possono entrare nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Cancellerò la divisione tra Amici Bellini e Amici Bellini Team, perché così abbiamo un livello, tutti quanti nel gruppo Telegram, tutti quanti allo stesso prezzo. Grazie mille amico mio per il tuo supporto, fammi vedere dove sei, non ti ho visto, eccolo qua, grazie mille Salvo, grazie tantissimo. E a tutti quelli che sono già abbonati così, sapete come trovare, esattamente Fabio, grandissimo, sapete come trovarmi, canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Voi se siete iscritti al canale Telegram con quel nome che avete già anche su YouTube, io poi vi trovo, altrimenti mi potete contattare in privato su Instagram, su Telegram, dove volete, @ValerioFluido. Quindi ragazzi, per chiudere il discorso su NAS, può funzionare come prima riserva, come seconda riserva, va benissimo, però bisogna lavorarci tanto sulla testa, sulla continuità, perché una cosa è il Cagliari e una cosa è il Napoli, e il Napoli che attacca molto deve essere pronto alla fase difensiva, deve essere pronto a fare le preventive, perché altrimenti se ti fanno il contropiede e non aiuti, lo prendi dietro alle orecchie. Anche Manolas può essere, anche se lui secondo me si riferiva a quest'anno, cioè insomma le cose di quest'anno e dell'anno scorso, Manolas di 3 anni fa. Però sì, bisogna dire la verità che Manolas è stato uno di quelli che io ho benvenuto, I welcome that, si dice in inglese, io ho benvenuto, nel senso ho visto di buon occhio ed ero contento dell'acquisto di Manolas, grande leader difensivo, ma non è un leader difensivo che trascina la difesa, fa il suo lavoro, ma molto spesso è infortunato, molto spesso non ci ha dato le prestazioni di cui ci aspettavamo, quindi Manolas galleggia tra il 6,5 e il 5,5 come rendimento finale, e non è stato un acquisto incredibile. Purtroppo questa è la nostra dimensione, lottare per Europa e magari una stagione per lo scudetto, cosa mai accaduta tranne con Dio, ma tante persone non lo capiscono e credono che dobbiamo vincere tutto. Esattamente, amico mio, è importante la storia. Ah, no, hai ragione. No, è perché voi lo sapete che dovevo invitare un amico, no? Però dato che io ho perso il ritmo partita, io quando non fai le live ti dimentichi dei passaggi e sono rasti, si può dire che sono rasti, nel senso sono un po' arrugginito, ma subito rimediamo. Ecco qua, colpa mia, mea culpa, si fa il mea culpa assoluto, mi metto le cuffiette perché ad un certo punto potremo approfondire certi argomenti. Ma va bene anche così, il bello della diretta.
sono un pochino d'accordo nel fatto dei cambi di ADL, perché Lobotka Gattuso l'ha anche un po' bruciato, faceva cambi solo nel 5 minuti Gattuso. Marco, sì, io ti ripeto, una delle cose che ho contestato a Gattuso in questa stagione è che, per esempio, potevi dare un turno di riposo a Di Lorenzo ogni tanto, potevi dare un turno di riposo a Koulibaly prima dell'infortunio, potevi far giocare qualche partita in meno ad Insigne. E ci sono delle cose, è complicata, perché se tu non li vedi in allenamento e se tu non sai quello che loro ti possono dare, è difficile dire dovevi far giocare questo. Però nella gestione complessiva noi abbiamo visto che purtroppo la realtà è che questi giocatori sono venuti meno all'ultima partita, all'ultima curva, anche perché comunque per lo sforzo che hanno fatto mentale e fisico. Quindi va bene. I 5 cambi però, come li vede ADL, lui li vede a prescindere, cioè fine primo tempo e ne entrano altri 3 perché li devo far vedere. Il calcio non è così. Se il Napoli sta in equilibrio, se il Napoli la partita è complicata, se la partita non va bene per le caratteristiche di Bobotta, per esempio, oppure se Gattuso, dopo averlo visto in allenamento, ha deciso che a 2 Bobotta non può giocare bene, lo vede solo centrale come vertice basso, non lo puoi mettere perché così lo fai vedere e il valore non si abbassa. Tu devi vincere le partite, la priorità è sempre quella. Di conseguenza è complicato dirla così, nel senso, a prescindere devi fare i cambi come l'ha detta ADL, perché così l'ha detta. Ci sta nella gestione di una rosa, nella gestione di un campionato, fare dei cambi e avere una gestione più leggera, no? Senza insistere troppo su alcuni giocatori, e spero tanto che l'esperienza di Spalletti possa portare a questo. Ricordiamoci che Gattuso è un allenatore giovane, che quindi qualche errore sicuramente l'ha potuto fare anche per quello, per mancanza di esperienza, altri secondo me per necessità, perché poi se trovi un equilibrio a fatica, sei riuscito a trovare, che fai? Cambiamo tutto e poi gli diciamo ma perché non hai fatto giocare Fabian e Demme in quella partita? Tanto è vero che ci siamo sempre lamentati a prescindere. Allora vediamo un attimo, mi arriva ok, vedi diritti pluriennali, altre, e questa secondo me la devo recuperare per poi postarla, quindi fatemi fare questa cosa. E voi lo sapete che la trasmissione, perché è una trasmissione a tutti gli effetti, noi la facciamo bene, la facciamo in un certo modo, e quindi noi salviamo tutto. Queste sono tutte cose disponibili. Bilancio al giugno, benissimo, e possiamo parlare di bilanci molto bene, possiamo parlare di bilanci tutti alla grande. Sport Italia nel frattempo ci dice: accordo totale tra Napoli e Galatasaray, accettata offerta di 5 milioni più bonus che saranno anche facili da raggiungere, contratto in definizione. Quindi ragazzi, pare che la cessione di Mario Rui sia cosa fatta, non gridiamo ancora. Nel frattempo posto questa cosa qua e la mantengo pronta all'uso, poi dopo ce la faremo spiegare per bene. Tutto in diretta ragazzi, tutto in diretta, la mettiamo qua così, la cancelliamo perché poi dopo ne parliamo. E mandato su, ok, e nel frattempo a quanti like stiamo? I rumori subito, quanti like stiamo? Io non ce la farò. Sì, no, ma sono d'accordissimo Marco, anche questa magari hai ragione, stanno festeggiando, è arrivata la notizia ufficiale e stanno festeggiando come i pazzi. Va benissimo, è proprio così.
È vero che la Juve ha preso Locatelli, amico mio, Napoli sono che poi sei Toni, io non mi ricordo, cioè non è che non mi ricordo come mi chiamo, non lo so, non ho seguito, è chiaro che è tutta l'estate che gli stanno appresso e probabilmente puntano molto su di lui. Però queste cose secondo me si formalizzeranno per bene alla fine degli europei. È chiaro che un Locatelli che vuole la Juve a prescindere, anche se gli danno 2 lire, che la carriera ricambia, non è che si dovrà essere per forza presente, può dire ai suoi agenti, al suo procuratore, veditela tu, io finisco l'europeo, ma sì, ho già firma per me, quindi non credo ci saranno problemi sotto quel punto di vista. Arsenal in vantaggio sulla Juventus, interessante. La D del Sassuolo ha detto di aver ricevuto un'offerta vera e propria solo dall'Arsenal e potrebbe essere anche un giochino al rialzo, Ha detto che si sentirà con Spalletti per capire chi sostituire e chi no. Ma secondo te Spalletti avrà il potere di mettere il veto sulla flessione di Fabiano KK? Come la pensi? Secondo me, quando arriva un allenatore, l'allenatore può dire questi sono, io accetto, però questi non me li puoi togliere. Secondo me lo può dire, però io credo che, come è stato chiaro a DL ieri in conferenza con noi, sarà stato ieri o l'altro ieri, e sarà stato chiaro sicuramente martedì, insomma, sarà stato chiaro sicuramente anche con Spalletti. Quindi se Spalletti ha accettato, già sa e dice, avranno messo nero su bianco, no? Ok, se arriva un'offerta per Fabian mi devi prendere almeno questo profilo, se arriva un'offerta per KK chi mi puoi prendere così, perché non si può ritrovare con una casella scoperta e metterci Luperto lì, questo non, lo escludo al 100%, perché altrimenti non è colpa sua, non è colpa di Spalletti, può essere colpa sua che lo accetta, ma poi bisogna parlare chiaro, capito? Quindi va bene. Ciao, io vivo e lavoro a Cotonou. Oh, allora tu, Salvo, tu hai telefonato a Paolo in una delle ultime trasmissioni. Grandissimo, perché mi ricordo che Paolo ti ha chiesto come si dice, insomma, come si Ho finito, vabbè, meno male che c'è Guido, perché il mio italiano oggi è limitatissimo. Benvenuto Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, non saluto mai passanti io. Hai ragione. Ci può essere qualche passante, magari pensa che è un sito di ricette, sai, caffè. E comunque buonasera Valerio. Grazie dell'invito. Assolutamente, cioè, è passato un po' di tempo, le live, io sono un pochino impegnato, so che anche tu hai ripreso insomma alla grande con il tuo lavoro principale, e quindi siamo contenti di questo. Però dopo questa conferenza mi piaceva approfondire degli argomenti, perché qualcosa ci è chiara, qualcosa un po' meno, e tu mi hai mandato uno screenshot, vuoi che lo mostro subito? No, con calma, però tienilo da parte. Dai, dimmi tutto, se vuoi dirci qualcosina, oppure se leggiamo le domande. Una cosa brevissima, perché noi da parecchio tempo che non ci vediamo. Sì. Mi sembra che un amico bellino, oppure un conoscente o un passante bellino, ha espresso un dubbio di una sorta di colpo di stato mio nei confronti del canale di Valerio. A parte che io sono rispettoso con tutti nella vita, figuriamoci con Valerio, non c'è nessun pericolo di chiamiamolo di questo colpo di stato, a parte che Valerio è molto bravo e io sarei pessimo, quindi perché rovinare una cosa? Quindi tranquillizzo questo amico bellino o questo conoscente sul fatto che io a volte sia molto lungo, sì, ma l'ho detto, sbaglio, perché non mi trovo ancora, ho molto disagio in questa nuova forma di comunicazione. E poi c'è anche da dire che noi stiamo provando a fare una riforma copernicana, eppure se io dessi una risposta di 5 minuti, che è lunghissima, ma mi rendo conto, sul web, però dall'altra parte ho 20 e più anni di narrazione di tantissime trasmissioni che vi hanno fatto il lavaggio del cervello. E la conferenza stampa, arrivo subito
a bomba di ieri in una dimostrazione. Ecco, sarò brevissimo. Se Valerio mi chiedesse, non ci siamo visti, non ci siamo sentiti, non siamo preparati su nulla, mi riassumi la conferenza stampa? Ecco, ve la riassumo in una sola frase. Io direi inutile per le cose che ha detto, utile per le cose che non ha detto, molto preoccupante per le parentesi che apre, poi non chiude, per le contraddizioni e per gli errori, soprattutto numerici, fiacca totalmente per quanto riguarda le domande dei miei colleghi, e lo dico senza malizia. Cioè, se veramente la prima domanda, e non è la peggiore, è che cosa è successo a Verona, ciao a tutti, io vado, non so, a fare anche la cosa che mi piace di meno nella vita, perché proprio nel canale io vi avevo detto in previsione degli europei, non affrontiamo il calcio come le figurine, vi feci gli esempi dei mondiali, dell'Unione Sovietica, di quanto è difficile nei campionati compressi dosare le forze, non puoi partire a 1000 perché rischi di uscire agli ottavi. Allora dobbiamo dire che cosa è successo alla Francia, che cosa è successo Francia-Svizzera. Succede che il calcio, tranne che ti chiami Juventus, quello che tu impieghi da un punto di vista di forze psicofisiche su 100, se oggi ne impieghi 50, poi dovrai ripartire gli altri 50, non è infinito, quindi si sbaglia, detto, ed è molto difficile vincere anche quando tu sei la favorita, questa è la verità. Però se vogliamo continuare quest'ottica molto superficiale di affrontare le cose, va bene, però andiamo a fare altro per quanto. Ho finito. No, ma è giusto, perché noi piano piano, poi il format ovviamente si sviluppa e cambia anche in base al mio mood, perché poi capita a volte che faccio gli short di 1 minuto dove quello che devo dire lo dico in 1 minuto, e altre volte ne sono 23, quindi non c'è una legge, almeno su questo canale non mi interessa seguire la tendenza, perché poi devi essere certo, il ritmo mi fa piacere, ma quando bisogna dire delle cose in più bisogna dirle, perché altrimenti che lo facciamo a fare? E questa è la mia chiosa. Quindi fatemi domande e io risponderò, cercando di benissimo. essere breve sui 2 minuti. Quindi vado a prendere delle domande nel frattempo, che adesso arriveranno. Qualcuno ti salutava. Vedi, buonasera Guido. Ciao Guido, buonasera, finalmente ti rivedo. Marietto è d'accordo, dobbiamo avere fiducia in Edo De Laurentiis. Giuseppe, io poi qua intervengo anche con Guido, l'ho visto un pochino assonnato, cioè spesso sai quella cosa di quando chiudi gli occhi, chiudo un attimo gli occhi, però quello è, se li chiudi un secondo ti viene la testa che è pesante, e non è ideale. Se comunque sei messo lì a fianco a tuo padre come vicepresidente e comunque stai lì un pochino fuori dal contesto, non mi è sembrato l'ideale. Non so, Guido. Io sono un gentiluomo come mio padre prima di me, i miei nonni prima di me. Voglio anche passare sopra una stanchezza, anche se in agenda ce l'hai che c'è questa conferenza stampa, magari il giorno prima non fai tardissimo, perché tra l'altro sono tanti mesi che ufficialmente, tranne i tweet, non si parla. No, mi preoccupa molto la domanda che il padre gli ha fatto e la sua risposta. Questo mi preoccupa molto di più della stanchezza, perché a parte che io sono un uomo realmente democratico, con tutti i limiti della democrazia, perché poi è l'uomo che fa qualunque situazione, no? Tu trovi l'addetto al comune che è molto efficiente, non puoi dire questo comune sono lavativi, trovi quello che insomma non gli tiene di far nulla e in quel comune non funzionano bene le cose, eppure i protocolli sono gli stessi. L'idea di questo uomo solo al comando che lui ha espresso è terrificante, ma è, prima di cosa, dal punto di vista proprio della democrazia, e poi proprio non funziona come principio di una grande società sportiva. Vi faccio un esempio, visto che lui ha molto parlato di cinema erroneamente ultimamente, anche attribuendo Oscar a gente che non li ha mai vinti, eliminando Oscar a gente che ha vinto, come il grande Vittorio De Sica. Vabbè,
era stanco ADL. Capita ai grandi registi a inizio carriera che fanno un po' tutto. No, vedi il primo film di Lynch, il primo film di Kubrick, dove sei anche direttore della fotografia, anche montatore, che non è un'opera, non è un motivo di vanto, è un motivo di necessità, perché tu non sei famoso, non c'è soldi. Però vedi se Kubrick, ormai quando era Kubrick, non si chiamava i migliori, come tu non ti chiami il miglior direttore della fotografia, quello come Spielberg, perché se provi a far tutto, oltre che rallenti, non fai tutto benissimo. Quindi quest'idea, non solo nel cinema, ma anche nello sport, che tu devi far tutto, l'uomo solo al comando, mamma mia, se questa è l'idea del nostro profumo presidente, sono molto preoccupato dei miei sogni futuri. Non a caso ti sei lamentato DL il fatto delle magliette, ma se tu devi fare tutta questa operazione delle magliette, dice, e i miei colleghi, bravo, il genio, perché lui era appena venuto da Milano, infatti siamo in ritardo, ma non in ritardo, siamo in ritardo di una stagione praticamente sulle magliette, e poi ti contraddici, ti fai autogol, ma nessuno dei miei colleghi l'ha incalzato dicendo, però a New York non si vedono le magliette, non se ne vendono, io sono andato a vedere perché non se ne vendono, ma tu pensi che con la K riesci a far arrivare una maglia a New York, ovvero ci riesci pure, ma sapete quanto costa fare arrivare solo la maglia di una squadra? È chiaro che se io ho una sponsorizzazione con i grandi marchi, quel marchio fa viaggiare il Real Madrid, il Manchester United, l'Inter, il Napoli, e abbatte moltissimo i costi di distribuzione. Se io devo fare viaggiare solo il Napoli, io la faccio pure arrivare a New York la maglia, ma mi costa $200. Io sono molto preoccupato per la distribuzione, l'ho scritto nel mio articolo, per la distribuzione in proprio delle maglie del Napoli. Vedremo che cosa ci inventeremo, ma rischia di essere poco concorrenziale. Già lo era prima, perché si chiamano economia di scala. Ora, io non voglio fare il saputello, insegnarlo a Edo, tra l'altro il Napoli ha un ottimo amministratore delegato, perché Chiavelli ha la stessa laurea ed è molto più bravo e più esperto di me. Io credo che il Napoli si regga soprattutto su di lui, perché è una persona estremamente in gamba, alla fine parla poco, ma quando parla è lucido. Quindi, prima cosa che non mi preoccupa molto, gli ho risposto la domanda, forse telefonata, del padre al figlio, però si poteva far meglio, e la risposta no, non ci siamo, perché non è il torneo dell'oratorio, soprattutto in previsione di uno sport sempre più professionistico, quindi con specifici ruoli in tutti i comportamenti. No, ma basterebbe, secondo me, che ognuno di noi, se ognuno di noi pensa ad un progetto che ha fatto nella sua vita, io faccio l'esempio su me stesso, sto ultimando una canzone, e tu lo sai perché te l'ho accennato, l'ho detto alla community, e mi trovo proprio nella condizione di cui parlavi tu prima, devo fare tutto io. Perché devo fare tutto io? Perché non ho la possibilità, non ho un'etichetta alle spalle, non ho qualcuno che mi viene a registrare le batterie, allora devo programmare io le batterie, devo suonare io la chitarra, devo scrivere io il testo, devo andarmela a registrare. Tutto questo rallenta il processo. Se ADL deve lui analizzare il tessuto e i samples di Armani per autoprodursela, e si ritarda tutto, e siamo l'unica società al mondo che non presenta la maglietta a fine stagione per la prossima. Lo fanno praticamente tutte, già crei quel hype, crei quella curiosità, e non so nemmeno, noi partiamo in ritiro, ma con quale magliette ci mettiamo? Quelle della K dell'anno scorso? Ci mettiamo delle magliette senza stemma? Sì, appunto mi è sembrato un autogol. Una delle qualità migliori di una persona, soprattutto quando tu sei un leader, è la capacità di circondarti dei profili migliori, con cui chiaramente prima di tutto c'è una sintonia umana, e poi chiaramente tu li scegli per le loro capacità professionali, umane. È molto importante, perché oltre che ti sgravano da dover far tutto, perché nella vita è molto difficile
riuscire ad avere più punti di vista diversi. Vi faccio un esempio banalissimo e chiudo, oggi farò sempre breve nelle risposte. Mio fratello mi cazziava all'inizio, nonostante avessi un sacco di pubblico, io lavoro col privato, quindi tutto il pubblico che mi sono costruito in questi 20 anni è solo perché ha piacere di venirmi a sentire, non c'ho lo sponsor, non c'ho l'assessore, non c'ho il doping dei soldi. Però mio fratello diceva, ricordati sempre di non dar per scontato quello che è chiaro o nella tua testa, o che tutti abbiano visto. Disse proprio questa frase, che tutti abbiano visto American Graffiti. Io mi ricordo quando uscì Blade Runner 2049, feci una serata speciale dal romanzo al film di Ridley Scott, ma tu lo sai che metà delle persone non avevano mai visto Blade Runner e si erano vergognati di dirmelo. E parliamo di uno dei film più cult trasmesso DVD, lo trovi pure nei supermercati. E allora la famosa frase di mio fratello, non dar per scontato nulla e ricordati che ci sono delle persone che non hanno visto American Graffiti. Avere più punti di un aneddoto personale, questo diciamo a carattere più basico, però pensate a carattere professionale, quanto è importante nella fiducia totale, chiaramente sia umana che lavorativa, avere uno scambio, oltre perché ti genera idee, ma ti fa fare meno errori. Chiaro. Ti porto questa domanda di Angela dove io veramente lì non ho capito la risposta, non so se era volutamente sibillina. Dove vedi il Napoli nei prossimi anni? E lui dice altrove. Allora, lo incalzano, no? Dice pure un'altra lega. Ma perché? Ti rispondo, chiaramente io non ero accreditato, non so dirvi se perché non sono sufficientemente bravo o simpatico oppure non gradito, non lo so, quindi non avanzo nessuna ipotesi. Non so nemmeno se mi legge, oppure proprio perché, oppure Formisano mi legge e ha paura dei miei articoli, per quanto sono quasi sempre positivi, nel senso io non sono quello che parla mai, dice guarda questa cosa non va, ti do 3 soluzioni, tu puoi farne anche 4, però non c'ero. Perché vi sto dicendo questo? Se io avessi avuto a disposizione le mie 2 domande, poi ti do uno scoop, le mie 2 domande come sarebbero state: la prima, perché in questi 11, ormai 12 anni il fatturato del Napoli è costantemente fermo, tranne l'anno che fa in Champions e si aggiungono quei diritti televisivi, perché me lo dovete spiegare? E la seconda domanda, Presidente, quali sono le tue o le vostre in società priorità, in modo tale che io ho gli strumenti intellettuali onesti per poter giudicare in maniera molto più precisa l'operato di una società. Mi spiego e ti rispondo. Sì. Se tu dici priorità 1, 2 e all'11° posto della tua priorità c'è il centro sportivo, io non ti accuserò mai che non stai facendo il centro sportivo, perché tu mi hai dato 10 priorità all'11°, le risorse, io che vengo dall'economia, il principio economico generale dell'economia è quello di cercare di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, o traslando con le risorse a te, le risorse necessarie, che non è sempre possibile che siano come quelle della Juve che fa l'ennesimo aumento di capitale, 400 milioni, ha bruciato 300 milioni di aumento di capitale. Il Napoli farebbe 5 volte la squadra, no, 5 no, però farebbe 3 volte la squadra. E questo è importante. Chiaro è che poi io ci rimango male, perché se tu mi dai determinate risposte, come quello fatto che stiamo messi male, i soldi, eccetera, hai detto, però con un centro sportivo tu saresti meno sotto schiaffo nei confronti del mercato, perché 2 o 3 calciatori sarebbero a costo zero e sarebbero anche a costo di commissioni zero, e quindi entriamo in un cane che si morde la coda, anzi un serpente a sonagli che si morde la coda, perché se poi dici c'è crisi, io sono costretto a vendere, devo abbassare, poi parliamo dei numeri, le spese, però forse con un vivaio che ti produce almeno un giocatore ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni 4 anni, cioè, sono soldi che uno risparmia. Non lo so, Angelo, perché io il primo anno di Ancelotti, e forse per questo sono poco gradito, lo dissi, ma questo nuovo, il primo quinquennio è stato chiaro, bravissimo, il secondo quinquennio è stato chiaro, bravissimo, il terzo quinquennio è stato chiaro, non bravissimo, perché non ha mai vinto, e il quarto, il quarto finisce l'anno prossimo.
cioè, che facciamo? Cioè iniziamo penultimo anno, non è mai parlato di che cosa dobbiamo fare nel quarto quinquennio. Siamo fermi, il primo quinquennio bisogna tornare in Serie A, nel secondo rimanere stabilmente, entrare in Europa, il terzo vincere. I primi 2 quinquenni programmi rispettati, il terzo no, e il quarto siamo nell'ombra. È una risposta abbastanza inquietante altrove, perché e qua ti do la mia impressione. Io sono molto preoccupato per il futuro societario nel Napoli, per la semplice ragione che, come si dice, c'è la frase nel giocatore: se dopo mezz'ora non capisci a un tavolo da poker chi è il pollo sei tu. E se nessuno ti segue a voler cambiare il calcio e nessuno ti ha seguito in questi 18 anni, mi ricordo quella intercettazione che comparve online delle riunioni in Lega con Malagò, e si vedeva che De Laurentiis è totalmente marginale in queste riunioni, non se lo fila nessuno. Portiamo i libri in tribunale, dice il mio collega, e l'Inter ha vinto uno scudetto, è così, la Juve è quello là. Cioè, alla fine sono vecchi, intanto siamo sempre noi in ritardo, prima che bisogna dirlo, però cioè, alla fine De Laurentiis dice: Blatter, avete visto Platini? Ma lo diceva Maradona nel 90. Non è che poi tu hai dato soluzioni, non è questo essere rapidi, veloci, essere dinamici. Il punto è che se tu hai una serie di coalizioni, che ti devo dire, il Catania, il Bayern Monaco, il Lille e l'Arsenal, dici, queste società la pensano come il Napoli, come si fa nel condominio, no? Con i millesimi, incominciano a ragionare in un certo modo, può darsi che tu, goccia su goccia, poi dice, forse anche il Tottenham dice, ma questo è un sistema sbagliato, malsano, allora lo cambiamo questo calcio. Ma se solo tu avere determinate idee che a volte sono anche un po' contraddittorie e non ti seguirà nessuno come grandi società, io penso che questa risposta sia un po' inquietante altrove, nel senso veramente altrove. Ok? Chiaro. Riprendo questa domanda: chi aggiungeresti realisticamente nella dirigenza del Napoli? Un recap delle nuove aggiunte degli ultimi mesi. Sappiamo che è tornato Santoro come team manager, poi questo mi porta anche alla domanda, aggiungo a questa domanda che ti faccio, si parlava di Grava team manager, adesso non so più che tipo di ruolo avrà. Significa che allora, per rispondere al nostro amico, Valerio fece anche una bella petizione, non è mai segnalare i nomi, c'è stato un intervento di Bagni, ultimamente si sta togliendo qualche sassolino nelle spalle. Ragazzi, ma non c'è nel mondo del calcio, che è lo sport più popolare e diffuso, 1, 2, 3 profili che Napoli non lo vuole. Si è visto, io sono stato l'unico dall'inizio, ho detto Gattuso, scordavo il 99,99 perché un mio amico laureato in fisica mi rimprovererebbe, vedi il punto di vista diverso, che ha detto che io non devo dire mai il 100%, perché 100% e tranne la morte non esiste, quindi il mio amico laureato in fisica mi rimprovera quando dico il 100%, e io mi ricordo questa cosa e dico 99. Alla fine perché ha detto avrebbe dovuto far fuori determinati dirigenti che sono i suoi fedelissimi, li abbiamo nominati. È il 18° anno, non è che il ritorno del team manager, tra l'altro un team manager, persona sicuramente preparata e a modo, che noi non abbiamo mai sentito parlare negli anni di Mazzarri, me lo ricordo, quindi non so manco qual è la sua voce. Significa che i casini dello spogliatoio sono stati seri, e se noi dobbiamo credersi, Presidente, tranne sui numeri che li hai sbagliati, e tu hai detto io ho preso Gattuso solo perché dovevo tamponare il casino che stava nell'ambito, l'hai detto tu, quindi non c'era nessun contratto. Quando io vi ho detto guardate che bello dirvi la verità, non essere venduti, guardate che nel contratto di Gattuso il primo anno non c'è la qualificazione Champions, nel secondo non c'è il premio scudetto, l'unico in Italia che l'ha detto, fatemi dire questo, io scrivo poco, se volete vi prendo per il culo ogni volta che mi chiama Valerio e vi racconto cose là, ma proprio non ce la faccio, cioè dopo un minuto mi verrei a mettere a ridere di me stesso e dire, come faceva Peter Sellers che rideva di se stesso quando diceva le battute, ma chi è questo imbecille solo che insomma aveva un po' di problemi Peter Sellers, anche se era un genio. Quindi è un ritorno gradito sicuramente, usato sicuro,
funzionale a grandi miglioramenti proprio del meccanismo societario, anche di far funzionare da un punto di vista del valore. Cioè, Valerio Fluido, per quanto gli possiamo volare bene, non può fare più visualizzazioni del canale YouTube del Napoli. Qualche problema c'è. Un altro po' pure il mio schifosissimo canale, come direbbe Valerio. Iscrivetevi al canale. Non tutti, però c'ha 2 o 3 video che ho visto hanno più visualizzazioni di alcuni video del Napoli. Io sono l'ultimo uomo del mondo del YouTube, però non puoi fare 3.000, 4.400, 700 visualizzazioni del canale YouTube, e lì è costo zero. Tra l'altro sei una società di distribuzione e produzione cinematografica, c'hai i calciatori, c'hai i registi, c'hai guest star. Noi non abbiamo un'intervista, una storia vista, non abbiamo niente della esperienza di Sorrentino, cioè, a Madrid, niente. Abbiamo quella foto che loro stanno sul prato per lo stesso pericolo, niente. Cioè il premio Oscar Paolo Sorrentino, uno dei registi più visionari degli ultimi 20 anni, che alza il telefono. Cioè Paolo Sorrentino è uno che non vinse niente con il Divo, per farvi capire chi è. Sean Penn era presidente di giuria, c'è a Cannes, vinse quell'anno il premio come migliore attore Benicio del Toro per il Dittico di Che Guevara di Soderbergh. Sean Penn, cioè Dio, cioè l'erede di Marlon Brando, 2 volte premio Penn, è il metodo fatto proprio in Cannes, va da Paolo Sorrentino, presidente di giuria che non ha vinto nulla per equilibri. Tu devi fare un film con me, film successivo, This Must Be the Place, Paolo Sorrentino con Sean Penn. Questo è Paolo Sorrentino. Poi Sir Michael Caine, Harvey Keitel, Jude Law, Diane Keaton, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo 30 secondi di quell'esperienza, a costo zero, per dire, perché sul canale YouTube, che avrebbe preso visualizzazioni di tifosi del Napoli, degli appassionati di cinema Sorrentino, della gente che non se ne frega niente di calcio, ma in America Sorrentino è visionario, eccetera. La cosa non funziona. Quindi comunque non so dove altrove, ma temo, per risponderti, in un altrove non bello per noi tifosi napoletani. Prendo questo spunto di Giacomo Guida, che poi è una sorta di anagramma di nome, vabbè. Nella conferenza di ieri non ha detto nulla di vero, è stata una dissimulazione continua perché è stato perennemente contraddittorio, e quindi richiamo il bannerino stipendi e mercato, perché a questo punto chiariamolo. Possiamo chiarire Cominciamo a chiarire. Sì, perché facciamo, però sarà un po' pesantuccio la conversazione. Non fa niente, gli amici bellini lasciano un like e si concentrano. Il costo di esercizio degli stipendi del Napoli, certificato da bilancio, riportato in un articolo che non riportava quello, gli interessava vedere come si fa per l'NBA, ogni punto, ogni canestro, non ricordo, nel caso del punto della classifica di Serie A, quanto costava le società in base al costo degli stipendi. Bisogna chiarire il costo degli stipendi, perché ti ho mandato subito quello screenshot, fallo vedere subito. Sì, lo posso allargare. Probabilmente si vede piccolo. Sì. Aspetta. Sì, allargano un po'. Perché ce l'ho pure io. Questo è il bilancio ufficiale del Napoli, che mi sono studiato voce per voce, quindi non è fonte bilancio del Napoli. I diritti, così si chiamano, pluriennali delle prestazioni dei calciatori. Incominciamo a parlare italiano. I calciatori non sono schiavi, tu acquisisci delle prestazioni, in questo caso non è un avvocato, non è commercialista, sportive, e ovviamente paghi uno stipendio per queste prestazioni sportive. I diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori sono pari a 143.279.000. L'ammortamento dei calciatori, Valerio, va nello stato patrimoniale all'attivo. Grave che nessun collega l'abbia corretto, abbia detto, ma che cos'è questo valore che lei sta indicando? È un errore, è un refuso, o sta unendo cose diverse di
di un bilancio? Nessuno l'ha corretto, io non c'ero e non gliel'ho potuto chiedere, ma non so dirvi, perché mi sono studiato tutto il bilancio, non c'è in tutto il bilancio un 152 milioni. Che cos'è? Sicuramente non è il costo degli stipendi e sicuramente non è la somma degli ammortamenti, o quindi il valore, e ora vi spiegherò come si calcola nel bilancio il valore del Napoli. Fonte, bilancio del Napoli. Quindi la fonte è proprio il bilancio. Ed è un bilancio non solo certificato, ai rigettati perché è una società specchiata, bisogna dirlo, poi ci terrò a dire una cosa su questa cosa, perché ha introdotto De Laurentiis. Da questo punto di vista ci fa onore come viene gestita la società sportiva Calcio Napoli, però io non so darvi, nessun collega ha chiesto chiarimenti, anzi dicevo è stato esaustivo, noi rimaniamo nel dubbio. Io credo che sia semplicemente un refuso, credo, non ho la certezza assoluta. Il mio amico fisico direbbe 99,99%. Allora, fin qui mi fermo, fin qui è chiaro, ragazzi? Okay. Quindi noi non possiamo unire, ok, gli stipendi più ammortamenti, perché stanno in due parti totalmente diverse di un bilancio, e gli ammortamenti vanno nell'attivo dello Stato patrimonio. Sono stato chiaro? Mi rendo conto che la foto era un po' granata, ma serviva per far capire che questi numeri di cui sta parlando Guido vengono dal bilancio ufficiale del Napoli, quindi non se li sta inventando lui, e si parla di diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori, per ripetere questo numero dei 143 milioni. Quindi quando De Laurentiis parla, gli stipendi sono passati da 30 milioni a 156 milioni, noi ci dobbiamo chiedere come arriva a questo numero, perché da articoli di Calcio e Finanza e dal bilancio del Napoli noi sappiamo che quest'anno al netto erano 60 milioni e di spesa lorda per gli stipendi dei giocatori si arriva a 103,850. Esattamente. Quindi per arrivare a 156 mancano una cinquantina di milioni e dobbiamo capire lui come le intende come spesa, perché lui parla io spendo 156 milioni di stipendi quando poi alla fine non ci troviamo. Il problema grave, Guido, e insisto, è che nessuno in sede di conferenza dice: Presidente, come si arriva a 156 milioni che noi sappiamo che arriviamo a 103? Automaticamente dopo 5 minuti i titoli su tutti i blog è il Napoli spende 156 e qualcuno mi scrive in privato, dice Gattuso con una squadra da 156 milioni non è andato in Champions. Passa questo discorso qua, passa il discorso che il Napoli ha fatto oltre quello che poteva fare per andare in Champions e non ci arriva. Però se nessuno poi lo contesta, se nessuno lo spiega, ecco perché noi dobbiamo diventare lunghi e pesanti per spiegare bene le cose, altrimenti creiamo il falso storico e ce lo portiamo avanti per anni, come il discorso dei 94 di Higuain, come il discorso dei 25 di Lobotka che invece alla fine ne sono 20. Sono una serie di numeri che negli anni vengono poi gonfiati e restano tali, e questo era importante per me, per questo poi abbiamo fatto questa live per spiegare bene certe cose. Allora, nel bilancio certificato approvato del Napoli, comunque il costo complessivo del personale complessivo nel 2016 era 85.225.000 euro, poi è passato a 101.569.000 euro, sono numeri al centesimo, 118.246.000 euro, 135.142.000 euro, e nel 36-2020 140.743.000 euro. Quando io ti ho detto me lo sono andato a studiare tutto e sto numero tra i tanti numeri non c'è, e il costo operativo totale del bilancio certificato, l'ultimo approvato del 30 giugno 2006, è di 173.669.000 di euro. Gli ammortamenti sono equivalenti a 118.256.000 euro. Nel 2016 erano 50.121.000 euro. È molto lungo studiarsi i bilanci, ovviamente non lo fa nessuno.
Qui comunque io non so darvi questa risposta, scusate, pur non ti mando tutte le 60 pagine poi di ogni anno di bilancio, perché non abbiamo questo tempo, cosa che io non l'ho fatto ieri notte, ovviamente, chiaramente, l'avevo fatto prima. E quindi non sappiamo rispondere. Certo è che il costo del personale, il costo degli stipendi, quindi il costo del personale sono anche gli altri dipendenti, che non è il consiglio di amministrazione perché quello è un altro organo, e comunque quest'anno De Laurentiis si è più che abbassato lo stipendio, lui e tutto il consiglio di amministrazione, perché una cattiveria che viene detta De Laurentiis, quando ci sono le stagioni che vanno male, quando vanno bene prende più come consiglio della Juventus, quando vanno male la abbassa tremendamente, anche a 1,5 milioni dei 5, a volte 0. I primi anni della Società Sportiva Calcio Napoli, quando è in Serie C, Serie B, non ha previsto rimborsi per consiglio di amministrazione. Se dobbiamo dire sempre la verità o facciamo i qualunquisti, no. Quindi sicuramente sono costi che crescono rispetto a un fatturato che è chiaramente, da un lato strutturale, è sempre fermo, è la domanda che ti facevo, dall'altro dei diritti sportivi, dei proventi sportivi, e chiaramente in questi 2 anni ha registrato un passo indietro notevole con la mancanza Champions. E qui poi dovremmo parlare, ma se tu non investi non vai in Champions. C'è però quella, aspetta, che cosa chiede? No, dice perché ha detto questo numero, visto che non credo l'abbia fatto apposta. Non c'ero, ragazzi, non posso, lo so che non c'ero. No, Però lo ripete più volte, ci tiene a sottolineare questo 156 ogni volta che gli faceva la domanda, quindi questo numero gli è arrivato. Io se sbaglio mi correggo, chiedo scusa, mi correggo, capisco perché ho sbagliato, devo studiare più. De Laurentiis ha detto che i primi 2 Oscar vinti in Italia sono stati Federico Fellini. 1946 l'Italia vince un Oscar per meriti, diciamo, artistici speciali, con Sciuscià, di una nazione che era devastata dalla guerra, perché non esisteva nessun Oscar che andasse al di là dell'oltreoceano. Però è vero che gli americani dipingiamo come bietoloni, non è una mia frase, dico di alcuni, però non è così, tanto è vero che hanno i musei più belli del mondo già come struttura, e poi sono molto attenti, semmai è una nazione molto ricca e fuori scala, è tutto molto grande. Noi abbiamo visto i primi frigoriferi giganti dove tu potevi pure andarti a dormire, noi avevamo queste cose piccoline, adesso stanno arrivando e loro ce l'hanno ancora più grandi a 3 anni. Perché gli americani si resero conto che era qualcosa di talmente grande, non esisteva questo Oscar, e lo diedero per meriti, diciamo, artistici di una nazione che era appena uscita dalla guerra. Però si resero conto che era qualcosa di grande. L'anno dopo De Sica fa Ladri di biciclette, e non è che potevano dire la stessa cosa, una nazione devastata dalla guerra, non so chi è che sta squillando, qualcuno che vabbè, non mi ci interessa, e danno l'Oscar, e nasce l'Oscar come film, diciamo, internazionale straniero. Ha cambiato varie edizioni, ma diciamo adesso si chiama internazionale dopo Parasite, ma straniero, in lingua non inglese, scusate, questa è l'edizione. Vabbè, io sono uno storico del cinema, però sono anche più giovane di De Laurentiis. È grave che un produttore cinematografico ometta 2 Oscar a Vittorio De Sica. E pensate che questa cosa è talmente grande, cioè una cosa che mi colpì quando vidi i protagonisti di Robert Altman, che è un film metacinematografico su questo produttore interpretato Tim Robbins, che diventa ricattato perché lui comunque ha ucciso per sbaglio uno sceneggiatore, e in una di queste riunioni di producer hollywoodiani dicono, lo stanno facendo fuori perché c'è il nuovo che avanza, dice ma noi non andiamo in cinema, qual è l'ultimo film che voi avete visto pagando un biglietto? E lui dice, Tim Robbins, ieri Ladri di biciclette a Rialto. E tutto questo consiglio di amministrazione dei producer dice ma quello non conta, è arte. Aspetti, sei bloccato un attimo. È un'altra cosa. Oh, anche se De Laurentiis... Ah, scusa, dove sono arrivato? Quello non conta. È arte. Ok. Rispondono.
Quindi pagare il biglietto per essere andati a vedere ladri di biciclette non è Jerry Art, queste cose qua, Matrix, non conta, è arte. Per dirvi, anche in America, a anni di distanza, i protagonisti è del 92, che cosa significa ladri di biciclette? Quindi è grave non ricordarsi l'Oscar di ladri di biciclette. Quindi, questo per dirvi, non è che se una cosa la dice De Laurentiis è Dio e per forza così non può sbagliare. Scusate questa parentesi. Può sbagliare pure lui. Esatto, tra l'altro La lui cosa grave è che se ci fosse stato Guido Gentile, quel giorno ha detto: Presidente, è verissimo, però si ricordi pure che De Sica prima, si ricordi che non ha vinto Ugo Pirlo l'Oscar come migliore sceneggiatura originale, purtroppo fu candidato ma non vinse, ma l'ha vinta Pietro Germi la statuetta per Divorzio dell'Italiana come miglior sceneggiatura originale premio Oscar. Però l'errore ci sta presente, perché poi quando siamo, io non sono il cagacazzo alla Jalapas Band che deve correggere l'errore di dizione, ne faccio io, però se tu stai in una situazione pubblica formativa come un convegno, una lezione universitaria, una conferenza stampa, non puoi dare informazioni sbagliate, perché altrimenti insegna alle persone qualcosa di sbagliato e si moltiplica. E lì ci sta che una persona con grande tatto e educazione ha detto: Presidente, si è un attimo dimenticato di Sica. Ha ragione, mi ero dimenticato. Senza, diciamo, malizia, senza essere antipatici, ci si raddetta. Invece tutti sì, bellissimo, bravissimo. Qui, tornando a te, non lo sappiamo, non gliel'abbiamo chiesto. Io ho chiesto 15 minuti di intervista, 5 domande, 3 minuti a risposta, Presidente. Io faccio in 10 secondi la domanda. Niente. Quindi non lo potremo sapere. Una sola domanda, passiamo alla seconda. Le tue 10 priorità societarie. Sono le tue, nessuno te le può contestare. Io non ti direi no. Se tu mi dici la mia priorità è che tutti i giocatori devono giocare almeno 1500 minuti, benissimo, è la tua priorità. È chiaro. No, per quanto riguarda poi i lapsus nella conferenza ne ha fatti 2 o 3 che poi uno ci sta, nel senso lui sta parlando di Insigne e Mertens e dice Sarri ha cambiato il ruolo ad Insigne e lì è proprio il lapsus, no? Invece di fare quello capita a me centinaia di volte nei video, ecco perché io devo far parlare Gio Pellecchio ogni tanto o Rita o Isidoro per correggermi. Dopodiché parla di Spalletti e lui dice io l'avevo già contattato quando lui era impegnato in Russia e lì lui non si ricorda se poi virammo su Benitez o su Sarri e sono 2 periodi molto diversi, quindi questo te lo dovresti ricordare. E insomma resta ogni volta che si dice qualcosa potrebbe essere aiutato meglio, ecco, diciamo così. E lui allora, scusa Valerio, sì. no, però dovevamo completare un bilancio di una società di calcio. Ecco perché in televisione vi hanno dato per anni delle percezioni sbagliate, perché non sbagliate perché sono illegali, scorrette, eccetera, perché attengono ad altri criteri, quelli dei siti, transfer market, eccetera. Una società di calcio non si basa nei valori contabili sul prezzo o il valore di mercato, ma quello che in inglese si chiama fair value. In italiano noi dovremmo equo valore, che poi contabilmente diventa net book value, cioè il valore netto contabile che è ottenuto dalla differenza tra il costo storico di acquisto di un giocatore sottratto dalla parte ammortizzata. Ed è molto diverso dal valore che io posso dargli del mercato. Infatti la rosa del Napoli di quel, diciamo, bilancio da transfer market era di un valore di mercato 587 milioni, ma nel bilancio del Napoli la rosa del Napoli valeva 143 milioni. Mettiamo che, poi ve lo specifico se volete ancora più precisamente, era giusto per introdurre due definizioni. Mettiamo il caso che non è Chiave bravissimo, ma è Guido Gentile che ha fatto questa valutazione, quindi un pirla totale, è là proprio sbagliata, diciamo che è proprio troppo bassa. Vogliamo dire che il valore del la rosa del Napoli della Napoli non è 143 milioni ma 287 milioni? Bene, a questo punto io, Guido giornalista, direi che veramente sei un pazzo
se non va il giorno dopo a vendersi tutti i giocatori, perché farebbe una plusvalenza di 300 milioni di euro e un incasso come cash flow di 587 milioni, con una super, mi spiego meglio, la rosa certificata del Napoli 143 milioni, diciamo che l'ho fatto io, questo bilancio, sono un cane, assumono Valerio Fluido, dice no, ma questo così è sbagliato là, e invece non è più 143 ma 287 milioni. Comunque De Laurentiis, che molti accusano, ci fai soldi con Napoli, così, questo là, qualunquismo, dovrebbe, io gli dico, vendersi il giorno dopo tutta la rosa e realizzerebbe una plusvalenza di 300 milioni di euro con incasso di 587 milioni. 300 milioni di euro significa di plusvalenza che lui potrebbe acquistare, pensate quanti giocatori ha, 587 milioni in realtà sarebbe, diciamo, l'incasso, significa che potrebbe acquistare 25 giocatori a 24-25 milioni di euro. È vero che abbiamo Osimhen a 70, ma mica abbiamo Mario Rui 25, Petagna 25, cioè faremo una squadra fortissima. È evidente che il Napoli non vale 587 milioni e infatti non si rivende, perché il prezzo di mercato è molto diverso dal valore contabile. Ti faccio un esempio. Per far capire bene agli amici, per esempio ho visto quando il Napoli compra Fabian Ruiz e ne spende 30, il valore, il fair value, cioè il valore effettivo giusto equo, era di 17 se non sbaglio. Esatto. Perché questo devono capire per fare subito il paragone. Quando comprano 30 milioni Fabian non ne vale 60 subito. Il valore in quel momento, nel momento in cui Fabian diventa giocatore del Napoli, è di 17. Altrimenti te lo vendi subito. Se già vale 60, tu l'hai comprato, lo vendi subito l'altro anno a 60 e hai fatto. Non avviene così. E infatti è un valore calcolato su un valore ragionevole di quello che potrebbe essere il prezzo di una sua cessione, e la parola più corretta in italiano è ragionevole, ovviamente sottratto dall'ammortamento. L'ammortamento del Napoli, come noi sappiamo, è a quote, è una delle società più aggressive, decrescenti ma molto caricate il primo anno. Scusatemi, vado a prendere lo specchietto. Sì. Ed è da bilancio. Se fa contratti quinquennali, quasi sempre De Laurentiis cerca di fare contratti quinquennali, 40% di ammortamento il primo anno, tantissimo, 30 il secondo anno, 20 il terzo, 7 il quarto e 3 solo il quinto anno. Significa che nei primi 2 anni ammortizzi il 70% del costo del cartellino del giocatore, perché non sono schiavi ma sono solo professionisti, acquisisci le loro prestazioni sportive. Comincia a parlare bene italiano. 4 anni e 40, 30, 20 e 10 e 5 anni no. La Juventus ammortizza a quote costanti, cioè Ronaldo è costato 100 milioni più 25 di commissioni che non puoi ammortizzare, e quindi sono 25 milioni l'anno, 25, 25, 25. Ecco perché quest'anno non è ancora partito, perché la Juve dovrebbe venderlo almeno a 26 milioni, esatto, quantomeno per pareggiare la quota di ammortamento, che sarebbe 1 milione. Ma chi ti spende 26 milioni più un ingaggio mostra per un giocatore di 36 anni che forse sì, fa un sacco di gol, non è più decisivo, e diventa, cioè l'ingaggio te lo dà pure un Paris Saint-Germain, cioè, ma non ti vuole pagare 26 milioni, che è la quota minima per non andare solo di ammortamento. Ci sono società, come per esempio quelli che lottavano per la retrocessione, che è molto più raro che succeda questa cosa, che invece scelgono un ammortamento inverso, proprio perché hanno bisogno di molta liquidità all'inizio, essere aggressivi, esattamente. Quindi sono quote crescenti, non decrescenti. Uh-huh. Chiaro quest'altro principio di bilancio. Quindi non tutte le società hanno la stessa metodologia di ammortamento. E in più, se io allungo il contratto a un giocatore, Valerio, quindi è il 4º anno, ma ne faccio altri 2, spalmo anche su quegli altri anni la restante quota di ammortamento. Quindi non è che dice finisce al 5º, il 6º, il 7º e 0, no, quant'erano là, quella quota la divido in 3 anni, e quindi è ancora più,
più soft. Ecco perché a volte De Laurentiis... Facciamo sempre un esempio con un calciatore così capiscono, per esempio Koulibaly, l'ammortamento di quest'anno è tipo 5.000 euro, una roba esigua del genere. Esattamente. Cioè, Osimhen, valore da bilancio d'acquisto 70 milioni, perché quello è stato, 42 milioni di ammortamento, valore di bilancio 28, poi 16 800 mila, 7 milioni 720 mila. Insomma, tu nel giugno del 2023 lo potresti vendere a 5 milioni di euro, visto che il valore di bilancio sarebbe di 4 milioni, mi sono fatto tutti i calcoli, 4 milioni 480 mila euro. Sono dati precisi ADL, sono i tuoi, perché il valore di bilancio di quest'anno era 70 milioni, tu lo vendi a 70. L'anno prossimo il valore di bilancio è molto più basso. Quindi pensate, già al giugno 2023 lo potresti vendere a 5 milioni. E non hai fatto una minuta. Però c'è il rovescio della medaglia. Quando i nostri amici e amiche belline e amici bellini dicono vabbè l'anno prossimo così, come a volte molti miei colleghi che buttano gli anni come se fossero, non lo so, carta da buttare, da riciclare. No, perché tu proprio quest'anno lo dovevi valorizzare tantissimo, perché quello che ti è costato tantissimo come ammortamento, aver bruciato, cioè l'anno semi bruciato di Osimhen per infortunio a Napoli quest'anno è pesato molto di più dell'anno di Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo è stato ammortizzato per 25%, Osimhen per il 40%, ma non ha reso per quei milioni, dato che per 17 partite è stato infortunato. Quindi vedete com'è complesso. Ovviamente dipende da società a società. Mi fermo perché già sono stato lungo, poi specifico meglio delle cose di bilancio. Però, va benissimo, però è molto interessante e questo ci serve per spiegare delle cose e questo resta agli atti. Andiamo un attimo più in una cosa più leggera, tra virgolette, perché ci chiedevano qualcuno aveva fatto la battuta, scusate sono in ritardo, ero nelle chat di ADL. C'è stato questo passaggio che a me ha colpito molto. Lui dice: io nelle mie chat c'è chi mi ama, c'è chi mi odia, parlo, so, eccetera eccetera. Ho il sospetto che lui non abbia il polso reale di quello che pensa il tifoso del Napoli, che poi non è mai uno, è un popolo quindi diversissimo, è molto eterogeneo, e lui dice: nelle mie chat io parlo e quindi non sono sempre in silenzio. Guido, che cosa sono le sue chat? Quando ero molto più giovane io ho avuto un'educazione severissima dai miei genitori e mia madre, mi ricordo che nella scuola media mi incominciò a far pagare le cose alle poste, perché disse impara a fare le file nella vita e essere educato, rispettoso e paziente. Devi sapere che quando ero molto giovane, e che andavo al Festival di Venezia, questi festival qua, che molto viene trattato peggio a quelli italiani rispetto a quelli internazionali, c'era proprio il classismo, no? Tra i critici importanti e che avevano determinate prelazioni e noi, diciamo, meno importanti che altre situazioni. Io non ho mai protestato, ho fatto sempre le mie file, poi alla fine la cosa importante era vedere il film, valutarlo, inquadrarlo. Però ci sono poi delle dichiarazioni che diventano autogol, secondo me, e tu le tieni. Perché questo aneddoto? Se tu fai un silenzio stampa, e l'hai deciso tu, e tra l'altro l'hai ribadito tu ieri in conferenza stampa, più volte, motivandolo, trasformandolo in oro, che non è una cosa negativa. Anche se hai le chat, non dirlo, perché a questo punto fai come Guido. C'è Pinco Pallino che entra prima, sono finiti i posti, voi al turno successivo. Chi sta in questo chat? Perché se è silenzio stampa, allora io nel mio articolo ho scritto: il silenzio stampa nel Napoli è come un concetto filosofico pieno di spifferi. Se vi andate a leggere il mio scritto, non è che io non lo sapevo, non accuso nessuno, io accetto, non sono nelle chat, però è un concetto filosofico, quindi la filosofia è una delle materie più belle, tra l'altro io ho avuto un professore eccezionale, però non è un'equazione matematica.
In questo caso però è un concetto filosofico dove ti prendi degli spifferi sul collo incredibili. Perché ci sono queste chat? Li avrebbero dovuto chiedere i miei colleghi. Come si entra in questa chat? Gli avrebbero dovuto chiedere i miei colleghi. Io farò un articolo con le 20 domande, ti anticipo in diretta, sarà... cioè ci sono un test attitudinale per entrare in questa chat, ti devo mandare il mio certificato antimafia, te lo mando, fortunatamente è intonso, non so, non si può essere alti più di 1,80 m, sono fuori perché sono nel 90. Che ti devo dire? C'è un quiz di ammissione per vedere quanto sei preparato. Come si entra in questa chat? Che cosa succede in questa chat? E poi lui cita la massoneria, ma citi la massoneria, che tesoro, amica, non lo sai che in Italia c'è la massoneria? E ti sei fatto autogol. Perché? Perché lì avremmo dovuto chiedere, benissimo Presidente, ci spieghi la grammatica, la letteratura, da come sono state create, come vengono, diciamo, portati avanti, come si accede di queste chat. Nessuno può dire no, perché se io decido di fare una chat e invitare determinate persone secondo i miei criteri è sacrosanta, però quantomeno io lo dico. Cioè Valerio mi ha invitato, e non c'è il colpo di stato, amico Bellino, ma anche io mi ha invitato, mi mando il link, mi presento, quindi ci sta causa ed effetto. E qui non ci sta né causa né effetto, c'è solo una dichiarazione, creando a questo punto i critici di Serie A che entrano prima e quelli di Serie B che entrano dopo. Chiarissimo. Se Napoli riuscisse a trovare un Cholo Simeone forse potrebbe crescere come l'Atletico, questa è la mia speranza. Beh, Giacomo, qui gli allenatori non è che li trovi, gli allenatori diventano poi Simeone, non è che lo trovi, ed è già quel tipo di livello. Perché ADL non vende il Bari per fare cassa? ADL ha detto una cosa, questa è due delle cose che mi hanno fatto dispiacere di più. Una, diciamo e non diciamo, con Valerio però privatamente gli raccontai tutta la storia. Beh, innanzitutto non è verissimo quando tu hai detto io stavo in carrozza col cinema, ho preso il Napoli, sembra quasi come sempre un atto di generosità. No, in realtà le cose stavano andando malissimo. Da grandi imprenditori tu hai capito che era un mondo, quantomeno quello dei cinepanettoni, quei prodotti, che aveva esaurito la sua fiamma. Come fanno gli imprenditori, no? Che capiscono un attimo prima che quel settore è diventato arido, e non investire. Il bilancio della Filmauro, quindi sempre dati ufficiali, dice che oltre il 93% del cash flow della Filmauro viene dalla società sportiva Calcio Napoli. Quindi la Filmauro come Filmauro, perché comunque è sempre quello il gruppo che controlla la società di gelati, il calcio, è non residuale, meno che residuale, e tra l'altro quest'anno la Filmauro come società di distribuzione e produzione cinematografica ha chiuso in passivo. Covid, non Covid. Quindi lì altro mio collega avrebbe dovuto dire Presidente, non è proprio così che lei, anzi, giusto, andate a vedere in che anno fu prodotto, vi lancio questo sassolito, un film che si chiama Sky Capital and the War of Tomorrow. È l'unico film prodotto totalmente da Aurelio De Laurentiis, e andate a vedere quanto costò e quanto flop fece ai bottiglie di vino, e andate a vedere quando è stato acquistato per il fallimento. Mo sono diventati 36, 39 milioni, 29,5 ADL. 37 mi ha colpito tantissimo. No, anche perché quello è una staff alimentare, quindi non è che cambia anche qua filosofia, quelli sono. E andate a vedere che nel settembre di quell'anno c'è l'asta e Napoli viene acquistato, proprio questa coincidenza andate a vedere la carriera di questo genio, come fu presentato. Io c'ero in conferenza stampa, da questo nuovo genio che ho scoperto io, farà grandi cose, non dico il nuovo Kubrick, ha fatto più niente quel regista, quindi non abbiamo scoperto un nuovo genio. Questo per rispondere al Cholo Simeone. Il Cholo Simeone, che avrà i suoi limiti, però sicuramente un uomo di un carisma, di una forza e di un vive calcio proprio anche nelle unghie, chiaramente ha un progetto a lunghissima scadenza nell'Atletico Madrid, e poi si sente proprio ormai
pelle e ossa con quella società. Noi dobbiamo chiederci perché gli allenatori del Napoli comunque dopo il primo anno, perché poi rimangono il secondo, già mostrano segni di grande insofferenza, tutti e diversissimi. Perché non vende il Bari? Perché non vende il Bari? Perché ancora è una società, alla tua domanda, utile per De Laurentiis, ma è l'ultimo anno, perché comunque sarebbe prossimo il terzo anno di Lega Pro, la ex serie C, una C tra l'altro sempre più nobilitata. Ci sono tante società di squadre importanti, di città importanti come Palermo, Catania, Avellino, che quest'anno per un gol, no? non è andata in B all'ultima partita dei playoff. Quindi è tosta, io l'ho dissi, la Lega Pro non lo vende, ma perché comunque non è così costosa come il Napoli. Chiaro. Ma secondo voi il futuro prossimo del Napoli come deve essere inteso dopo le parole di ADL? Preparatevi a fare delle belle serate come in Valerio, dove parliamo un po' di calcio, poi a un certo punto si prende la chitarra, Guido fa una citazione cinematografica, fa vedere una clip, a un certo punto fa 20 minuti di lezioni di cinema. Ve lo dico da oggi, lo so, ancora non c'è stata la campagna acquisti, non perché voglio fare il Malaugurio o Cassandra, sempre per l'analisi logica deduttiva che mi porta a analizzare tutto, anche una cosa folle come il calcio nella vita. Ci aspettano anni duri, ma per quello che ho detto prima, se il calcio venisse effettivamente rifondato dalla base, ma su tutto, allora sì, altrimenti, siccome non ti segue nessuno, VAR, procuratori, camere, sei ormai una piuma in mezzo alle spade laser, manco più un vaso di corcio tra i giganti. Io non vedo una forza competitiva. Ricordatevi sempre, questa cosa mi sembra che poi Valerio l'ha chiesta, è una delle poche volte dove Paolo Del Genio è rimasto un po' freddo, visto come la stima e la simpatia che prova sempre per te. Il Napoli, quando ha cercato di competere per lo scudetto, è andato in Champions, un anno ha fatto i preliminari, quando si lotta per la Champions l'ha sempre fallita. Quindi, siccome, a dispetto del mio collega molto più bravo e esperto di me, che ha già detto che l'anno prossimo si lotta per lo scudetto perché basta un acquisto, e quest'anno Gattuso out, il processo, eccetera, perché doveva competere lo scudetto, siamo seri, noi l'anno prossimo non competiamo per lo scudetto, ma manco con 2 acquisti, perché noi siamo arrivati quinti. Allora cominciamo a ragionare sul calcio. Esatto. Qual è la classifica? Partiamo che noi siamo arrivati quinti e da quinto posto partiamo, come l'anno scorso dal settimo. Non, ma si aggiunge questo, c'è lì, siamo lì. No, è il campo che ha detto il quinto posto. Anche gli altri, tra l'altro, si rinforzeranno. Quindi, come mi insegna Guido, non si saltano 5 gradini, ma manco nella vita, vai di faccia in terra, tranne se non sei Bolt o Sara Simeoni o Carl Lewis, il salto in lungo, di questi geni dello sport. No? Non si sa. Ma specialmente in Italia. Cioè, diciamoci le cose come stanno, perché è una cosa calcisticamente altamente improbabile di fare questi salti incredibili, ma specialmente in Italia, dove ci sono delle situazioni consolidate. Poi, come una società, una squadra che ha saltato la Champions per l'ultima partita e non se la sono venduta questa cosa, ma io non posso, per questo, permettimi, lo so che è un ragazzo d'oro questi video, ma non puoi fare questi video con Di Lorenzo, perché Di Lorenzo all'ultimo minuto della partita di Coppa Italia, no, dico dell'Europa, fa la cosa in percussione, perché ti potrei dire Di Lorenzo è quello che mi ha sbagliato sull'intervento del gol e noi ringraziamo i 3 centimetri di ginocchio di fuorigioco e il gol è stato annullato. Non mi puoi estrapolare un'azione, perché nessuno che non salta bene lì se si fa mangiare in testa. Assolutamente. Io guarda, e quella allora, è importante, ho visto solo gli highlights, io quella cosa l'ho notata, perché quella è grossa in quella partita, è grossissima, poi dopo della sgroppata che non porta a niente mi lascia il tempo che trova. No, voglio essere preciso, perché lo sai che io non sono mai velenoso e malizioso.
non ho proprio la testa di farlo, è una giornata per assurdo. Io ti posso prendere una ventina di azioni sbagliate. Napoli-Juventus 3-0, tripletta fantastica di Cavani, non vediamo i gol, perché faccio quel video, perché, ma anche gli anni prima, cioè, ma voi vi ricordate Uragano Gargano, quanto ci faceva disperare, che aveva 2 stufe al posto di piede? Non si analizza così il calcio, a meno che tu non hai le prove che quel giocatore è andato e si è venduto la partita. Ma mi devi portare le prove. Questa è purtroppo la prima domanda del cosa è: che è successo a Verona. Anche una giornalista esperta, brava, educata, professionale, tutte le cose bellissime di questo mondo. Non mi è piaciuto che Titti Improta ha detto ma dovevate le scuse. Basta. Tra l'altro è calcio, non è che tu stai divorziando perché hai tradito tua moglie. Tra l'altro, fammi vedere. Virgilio Bandiera, che ringrazio sempre: non curare un allievo lo vedo come parte di una castrazione della corporate identity. Mi sbaglio di molto? Saluti e grazie a Guido. Allora fammi capire a cosa si riferisce, perché probabilmente è qualcosa ma di a chi ti riferisci? Togli quella posso allievo, no, lui è di Germania, non so in quale, va bene. Sì, è giustificatissimo. No, però agli amici Bellini e le amiche Bellini e gli amici Bellini giovani che ci seguono, ricordatevi che il femminile lo vuole, il maschile no, perché si parla già tanto male in italiano. Virgilio, aiutaci a capire. La domanda è molto interessante, però non voglio interpretarla male. La domanda è molto interessante, quindi specifica meglio, abbiamo tutto il tempo. Esattamente. E per quanto riguarda la questione di Napoli-Verona, che poi è stata la prima domanda, ma la risposta non ammesso, insomma, posto che nessuna risposta avrebbe soddisfatto il popolo napoletano, perché l'unica cosa che si volevano sentir dire è che se l'erano venduto, oppure che avevano litigato negli spogliatoi, eccetera eccetera. Lui parte dicendo l'acquario, si sente la voce degli allenatori, e la voce degli allenatori che gridano molto spesso è peggio del pubblico, cosa che però non avviene in Napoli-Verona, quindi questa prima risposta non soddisfa e non spiega niente. Ecco perché secondo me Titti Improta ritorna sulla domanda andando per una tangente diversa, e quindi lui però poi risponde: sei distratta, e là non mi è piaciuto quel passaggio, perché comunque tu non avevi risposto niente fondamentalmente, come è giusto che sia, perché c'è poco da rispondere, però deve sempre fare questa cosa: tesoro mio, amore mio, veda differenze tra uno e l'altro, e lì non mi piace tantissimo l'atteggiamento. Beh, a parte, ci può stare che tu dai del tuo a Tony Iavarone e del lei a un altro, perché uno ci si conosce da tanti anni. Ti racconto un aneddoto. E io ho avuto buoni maestri. Ricordo una volta feci una conversazione di cinema con la principessa delle doppiatrici, una donna meravigliosa, che è Rita Savagnone, è stata anche la seconda moglie del principe doppiatori, che è Ferruccio Amendola. E noi ci conoscemmo di una dolcezza incredibile, e continuava a dire dammi del tu, e io gli davo del tu. Quando poi la sera salimmo sul palco, sarà colpa della mia maledetta buona educazione dei miei genitori, e allora ho detto: ma adesso che devo fare? No, ricordati, in privato noi ci siamo del tu, sul palco non sta bene, manteniamo il lei. Quindi io dico sempre che meglio una parola in meno che una parola in più nella vita, perché sempre con la malizia, parlare male degli altri, mettere zizzania. Però erano dei casi dove invece è meglio una domanda in più, che ti evita. Nella mia etica, nella mia deontologia, ma proprio per rispetto degli altri, allora è sempre meglio mantenere il lei in pubblico, in modo tale da non far vedere vabbè, con Valerio è un amico, la sbacchiamo tesori, e quell'altro la serie B perché il sito
per sempre Pinco Pallino. Però c'è una regola, diciamo, divina dell'ordine dei giornalisti. Forse io sono eccessivamente preoccupato di essere garbato, rispettoso. Però questa cosa mi rimase di Rita Samagnoli, ho detto ricordati che... però c'è un passaggio importante, Valerio. Non è bello che tu hai detto che a fine primo tempo sei sceso negli spogliatoi e hai parlato alla squadra. Sì, E nessuno lui ha fatto suonato notare. la gran cassa. Non bene, perché lo spogliatoio, sempre quello che vi racconto qui, è sacro. Un presidente, casomai parla prima, durante la settimana, prima della partita no, perché c'è un'area tecnica che oltre che ha le sue regole, ma proprio regole di spogliatoio, anche tipo, ma li vede durante la sera, può capire meglio se Zelinski in quel momento ha bisogno di una cosa oppure va lasciato solo. E comunque l'area tecnica deve essere lasciata in pace, deve lavorare bene. Dopo la mattina, come faceva l'avvocato Agnelli, alle 6, che chiamava presto, Trappattoni sapeva che lo chiamava alle 6, non mi è piaciuto questo, mi è piaciuto questo, bravissimo, perché tu comunque sei il mio dipendente, allenatore, e io chiedo spiegazioni sia tecniche che umane, mi spieghi che è successo. Questo passaggio, la sua vanità, non mi è piaciuto, perché se io te lo do per vero, quindi se tu sei sceso nello spogliatoio e hai voluto prendere la parola, no? Scavalcando il tuo allenatore, va bene, eccetera, però secondo me lo spogliatoio, anche perché tu ti alleni insieme, ti fai la doccia insieme, no? È una cosa intima con il proprio compagno, cioè, i giocatori vivono, litigano, giocano a calcio, forse adesso non più, si fanno i falli nell'allenamento e si arrabbiano, perché e tu non fai parte di quel mondo, a parte che sei il presidente, non fai parte di quel mondo. È giusto separare, sempre quel discorso che facevo prima, no? Kubrick diventa Kubrick e c'ha il suo direttore della fotografia, il suo montatore, il suo compositore, cioè la sua direttrice o direttore casting, il grandissimo Leon Vitali, che italiano era uno degli uomini più importanti dell'entourage italiano, no? Di Stanley Kubrick, Emilio. Hanno fatto un documentario bellissimo, S. von Stanley, di questo factotum che ha lavorato per una vita da Lancia Meccanica in poi. Kubrick addirittura viveva in una dipendenza, si occupava pure dei gatti di Kubrick. Ecco, poi pensare, Kubrick affida parte della sua vita familiare importantissima a un italiano, questo signor Emilio, che fa un cameo, una sguasciata, l'uomo delle edicole, proprio Kubrick per ringraziarlo, perché un genio, Kubrick era un genio totale, perché demanda a un'altra persona. Allora, ci sono dei ruoli che tu devi mandare. Il ruolo dell'allenatore è sacro, perché devi andare a parlare durante una partita? Sarebbe... sì, okay. quindi sì, perché uno dei problemi, bravo, ora chiara, cosa intendevi? Non curare quindi l'allievo, cioè il brand, esattamente. Sì, no, grazie. Infatti avevo subdorato che fosse una domanda di estremo interesse. Amico Bellino, uno dei problemi che abbiamo in Italia, che non è un paese per giovani, è che molto spesso, anche quando c'è un grande leader, non ha poi la capacità di costruirsi la sua, non solo legacy come retaggio di quello che lascerò, come un museo, un'ala dell'ospedale rifatta, oppure proprio un'idea etica del lavoro, no? Ma proprio i delfini, ecco. Effettivamente un uomo solo al comando è bravo, mi fa una bellissima, di nuovo ti dico una bellissima domanda, perché poi la risposta del figlio mi ha inquitato, che lui che parlava, perché metti il caso che dall'Alenzi domani venga sequestrato dagli alieni, non lo auguro, sto facendo per proprio che io non auguro il male a nessuno, quindi non potrei immaginare, se si scoccia, cioè, quindi noi rimaniamo senza De Laurentiis. Non abbiamo uno staff dirigenziale, perché poi dobbiamo dire un'altra cosa che è mancata ieri, che dice, vabbè, certo, è importante perché la sua figura è insostituibile, però comunque queste 5, per quanto è sostituibile, danno il 15% in più, cercheranno almeno di compensare il 75%, non andiamo in braghe di tela.
E invece no, perché poi l'unico uomo di calcio che c'è nella società sportiva Calcio Napoli, Giuntoli, e ieri era assente. Altra domanda che andava fatta: perché non c'è Giuntoli? Perché a questo punto, se tu non hai più fiducia di Giuntoli, me lo devi licenziare, perché rischia che una sua figura depotenziata ti fa perdere proprio soldi come capacità di investimenti, come scelte sbagliate. Oppure, se non è successo niente, Giuntoli ci deve stare, visto che poi è un uomo importante di mercato, di strategia, visto che tu hai detto dobbiamo prima cosa che abbiamo sempre fatto, anche quando andavamo in Champions, arrivato Benitez, prima si deve vendere Cavani, poi potevamo fare gli acquisti. Il passaggio è quello, perché lui dice proprio: i direttori sportivi devono essere geniali e fare l'impossibile, nel senso di vendere comprare prima di vendere poi, cioè lui vuole bloccare dei giocatori, non comprarli, però già ce li hai, nel frattempo che vendi, appena c'hai questa liquidità puoi poi prendere così. Infatti si parlava, il Napoli ha bloccato il portiere della Repubblica Ceca, non ricordo come si chiama, e allora qui ti dico che secondo me l'altra domanda che andava fatta, io poi sono tutte le mie domande, voi avete un po' un'anticipazione come successe quella volta per le idee nel mio articolo. Io do tutto per buono quello che ha detto De Laurentiis. Come ripeto, io non sono il rompiballe alla Jalabs che ti deve correggere, ha fatto l'errore, ha sbagliato questo, con lì, non è vero. Tutto quello che dici per me va bene. Lo metto solo in analisi logica, soprattutto in chiave economica aziendale, perché se tu poi ti lamenti di certe cose, poi detto ti lamenti, però metti in essere quelle cose che ti portano invece a crescere. Lui a un certo punto ha fatto questo passaggio, no? Tipo che noia, usa a volte dei termini che non sono appropriati a un presidente, qualunque presidente, in questo caso il mio presidente. Tolta la camorra, Napoli è una città a volte chiassosa, a volte pittoresca, sicuramente colorata, ma anche un'anima molto colta, con una grande tradizione. Sicuramente non, diciamo, tolti gli eventi negativi, che purtroppo ci sono, ma se tu dici Napoli non l'associ a qualcosa di volgare, tranne se non sei quello là, quel giornalista che non si lava i capelli. Che c'entra criticare la tecnica che noia, la tattica che noia? Il calcio deve essere spettacolo. Nessun collega sportivo ha detto no, Presidente, tutto ti abbiamo fatto passare oggi, ma questo no. Il calcio sicuramente è diventato finanziario, non più industriale, ha perso un po' l'abuso, tutto quello che vuoi, ma quantomeno il presupposto tributario, come si diceva, il presupposto tributario è quello che dà origine al tributo. I tributi sono originati da due articoli in particolare della Costituzione italiana che sono quelli che sono alla base. Tutti noi dobbiamo contribuire in base alle nostre capacità contributive alle tasse. Poi lo Stato entra in quei livelli di vita liberi e dignitosi da poter raggiungere con altri articoli della Costituzione. Poi ci sono leggi, quindi c'è una tassa, un'imposta, un bollo, perché c'è un presupposto tributario. Facciamo un po' di canale alto oggi stasera con Valerio. Ecco, quindi c'è uno sport, permettetemi, non quello, fate presto, il tribunale che lui ha citato De Laurentiis, ma il presupposto tributario, cioè il presupposto in questo caso è sportivo, che mi giustifica 31 milioni di stipendio netti a Cristiano Ronaldo. È sportivo, perché comunque si vince un trofeo, perché chi fa un gol in più vince la partita, 3 punti la vittoria, è sportivo. Le squadre acquisiscono le prestazioni sportive, come abbiamo fatto vedere al bilancio, di sportivi, di atleti, in base a che cosa? Fisico, capacità tecniche, cioè so controllare il pallone, e tattiche, so stare in campo, tant'è vero che poi, scusa, ADL, noi ci teniamo delle cose, dice, però deve migliorare perché un giocatore è bravo, però non sa difendere bene, ma con Sarri saprà difendere bene, vedete come è migliorato nella diagonale. Quindi non è acqua fresca, perché stiamo parlando di sport, di atleti, e lo sport, cioè io quando giocavo a pallone,
Tra l'altro io ho iniziato in porta, paradossalmente. Poi mi innamorai, poi in attacco, poi di Bagni. Uno mi disse: ma tu c'hai 1000 polmoni, non ti stanchi mai, dovresti giocare mediano. E io cedetti, penso un po', Valerio, la mia numero 10 per avere, tutti pensavano, cacchio, come uno c'è, per avere la numero 4 e passai il numero 4. Ti insegnavano i vecchi maestri di pallone: il pallone è fatto a spicchi, così, se lo colpisci in questo modo prende questo effetto, eccetera. Forse adesso non si fa più nelle scuole calcio, a parte che il pallone è diverso, è in lattice. Io me ne ricordo ancora, tant'è vero che se tu lo colpivi con quel taglio, in quella parte dello spicchio, poi ovviamente devi essere bravo a dosare la forza e l'effetto, perché altrimenti è sport! Potremmo parlare di 1000 cose, ma è di sport, e tu lo vuoi vivere come uno spettacolo. Tant'è vero, no? Dubai, l'aria condizionata, tutte queste cose qua. Bene. Anche che il time out fa più spettacolo della tattica. A questo punto, però, io ti accetto. E no, perché poi tu sarai succube di un mercato scadente di tuoi giocatori che sono deprezzati, perché casomai sono bravi a fare il gioco della foca Monaco, cacchio si chiama, fare spettacolo, ma io al Tottenham, io all'Arsenal non me lo prendo, perché ho bisogno di giocatori che hanno capacità tecniche, carisma, esperienza, capacità tattica. Casomai tu dici, qui è un gioco più fisico, fa niente che non ha questa preparazione tattica così esasperata, o in altri, ma non è spettacolo. E aggiungo anche questo tra le caratteristiche che servono: i bravi ragazzi non vincono mai, lo diceva Mourinho proprio nella sua esperienza al Tottenham. Alla fine fa parte di quello, fa parte delle caratteristiche di un giocatore, uno più cattivo, uno che sa quando spendere un fallo. È tutto il momento proprio della partita che ti cambia una stagione, ti cambia la storia di una società. Allora, ragazzi, o sei un genio nello sport, ma si contano questa mano, Michael Jordan, che sembrava un alieno, io l'ho visto, Valerio, la cosa, a parte ebano puro. Poi Michael Jordan era proprio, credo che sia stato uno degli sportivi più forti di testa, perché anche partite dove era stato malissimo, poi ti fa il quarto, ti vince il titolo da solo, con Scottie Pippen che stava con la schiena distrutta, entrava, usciva. Allora tu sei un genio dello sport, perché Michael Jordan è stato il più forte di tutti, più degli altri, perché non solo era forte in attacco, ma viene eletto anche uno dei migliori difensori ogni anno, è forte in tutte e due le fasi, più di Kobe, pure se io sono tifoso dei Lakers. Ok, però di solito facciamo un elenco lunghissimo. Eric Cantona non è proprio uno stinco di santo, ma che forza, che carisma. George Best, che forza, che carisma. Lo stesso Sergio Ramos, e potremmo andare infinito. Ragazzi, poi fuori dal campo alcune di queste persone, cioè Bagni è di una persona di una simpatia. Io non l'ho mai conosciuto personalmente, quindi avrei molto piacere. Poi fortunatamente non gioca più, non sarei fazioso. Poi il modo di parlare, un compagnone, eccetera. E in campo pure suo figlio gli avrebbe portato via il ginocchio, ma così è rispettato, chiaramente, diciamo, nei limiti dello sport, non è che sono criminali, no? Però è gente che vuole vincere, è mentalizzata a vincere. Sto parlando, attenzione, non vorrei essere travisato, non stiamo parlando di criminali. Chiaro, di Cantona ricordiamo pure che si incazzò e tirò un colpo di Kung Fu a uno negli spalti, cioè. Però è gente mentalizzata a vincere. Cioè, se Marek Hamsik avesse avuto il carattere di giocatore eccezionale di una classe cristallina, il carattere di Salvatore Bagni, ma non si fa così il calcio che tu prendi come un Frankenstein, signori, il campionato chiuso. Ma se Salvatore Bagni col carattere si fosse innestato dentro mare chiare, campionato chiuso, che non sarebbe stato un giorno a Napoli. Dopo 2 partite lo chiamava Real Madrid, vieni qua che sta a fare Napoli. Quindi chiacchiere. Ha ragione. Alla fine però ADL non ama molto i giocatori di personalità, perché l'elenco dei caduti, non solo poi per Enec, è lungo.
E guarda come si sposa bene questo commento. A dire, la tattica non piace perché nella sua visione futuristica vorrebbe cancellare anche gli allenatori, così risparmia un altro stipendio. Ora, al di là del risparmiare stipendio, quello che ci faceva notare Guido è le figure che hanno una personalità. Quando poi si parla sempre del Napoli di Sarri, quel Napoli lì perché era un gruppo e si identifica come il Napoli di Sarri, secondo me, e lo dico come impressione mia personale, secondo me De Laurentiis soffriva un po' di quell'etichetta, nel senso che non era un Napoli che aveva costruito, che tu dici il Napoli di De Laurentiis, era il Napoli di Sarri, quindi soffre un pochino in generale le figure che diventano poi ingombranti, come per esempio, non so, Marino che all'inizio diede una grossa mano e poi ho capito tutto, non mi serve più. No, ma hai detto bene, perché poi tecnicamente se noi proprio dovessimo essere storici con il Napoli di Benitez, cioè alla fine 2 sono state le aggiunte, Allan e Isai, basta, gli altri 9 undicesimi erano di Benitez. Perché continuiamo a chiamarlo Napoli di Sarri? Per il sistema di gioco, l'interpretazione di un sistema di gioco, perché tu puoi avere lo stesso 4-3-3 che devo dire, il Cagliari però non è il Napoli, per la qualità degli interpreti, per il legame che si è creato e per la qualità del gioco espresso, perché è una qualità eccelsa, dobbiamo riconoscerlo, è il Napoli di Sarri. Però se tu dici quel Napoli l'ha assemblato Benitez, e quindi l'ha assemblato Benitez, però comunque chi è il presidente? Il presidente è sempre De Laurentiis, e no, alla fine per attrazione modale, un costrutto del latino, no, cancellate tutto, se no faccio come quello là, la professoressa Cesare, cancellate tutto. Cicerone è difficile, quindi sì, è difficile, perché non sei l'unico che ha fatto il latino. È il Napoli di Sarri, e De Laurentiis soffre per vanità chi eclissa, perché vedi quante volte in situazioni calme poi lui ha dovuto fare casino con delle affermazioni, ma perché hai fatto casino? Stavamo tutti belli, tranquilli, le cose andavano bene e tu hai dovuto aggiungere. Ricordiamoci che quel famoso Real Madrid-Napoli, noi ricordiamo l'intervista che si fece fare da Walter Veltroni, dove lui parlò, prese il Napoli, il tribunale, avevano solo un foglio di carta, le maglie, Pestum, gli sputi a Martina, lo cita sempre, questi sputi a Martina. Mi dispiace che poi Martina Franca, oltre ad essere una cittadina bellissima, ma ancora meglio l'entroterra del Martinese, l'Orco Rotondo eccezionale, Cisternino, faccio un po' di promozione nel territorio, è una città un po' salottiera, con grande tradizione enogastronomica e tessile. È triste che poi adesso nell'immaginario collettivo napoletano è legata agli sputi in testa, o meno De Laurentiis, grave caduta di stile per 4 fessi, 10 fessi di tifosi là, soprattutto di un territorio che è molto, molto piacevole, Arberobello lì vicino, il patrimonio dell'UNESCO. In questo canale parliamo anche di turismo, ormai siamo... però che c'entrava? Potevi fare pure i raffronti di grandi, potevi fare di tutto, no? Il Real Madrid del passato, il Napoli del passato, lì potevi pure dire porca miseria, c'hanno un museo meraviglioso, non solo per le, poi sono diventate 13 Champions League con campioni esposte, no? A proposito, il museo del stadio San Paolo, che fine era pronto, idee geniali, no? I miei colleghi, il presidente Vulcani, una cosa geniale. Maradona è morto a novembre. A Rio è nata un'altra statua, a Rio de Janeiro in Brasile è nata un'altra statua per Diego. Sì. No, ma quantomeno un progetto, un'idea, anche solo un maxi schermo con immagini che vanno in loop, ma proprio niente c'è. Io stimo Insigne come calciatore, secondo me il migliore del Napoli tecnicamente, ma la fascia da capitano gliela toglierei perché il capitano deve essere di carattere spiccato e lui non lo vedo adatto. Questo mi aiuta a trattare un altro argomento che non avevo nemmeno scritto, ma che secondo me è importantuccio. Quando si parla di Insigne, la domanda che gli fanno lo legano a Mertens per una questione proprio economica. Lui vira e dice no, ma quelli sono 2 ruoli diversi, l'uno non esclude l'altro.
tutto, però la domanda esiste. Insigne va a scadenza l'anno prossimo, è chiaro che adesso è impegnato con gli europei, ma lui risponde sarà quel che sarà. Che tipo di risposta è per quanto riguarda il capitano, che alla fine è un simbolo del Napoli, che insomma... Ti do, la mia risposta è un po' complessa, però voglio mantenermi in tempi brevi. Innanzitutto bisognerebbe capire, sono regole interne societarie, quindi posso cambiare da società a società, come stabiliamo chi è il capitano. Se scegliamo un principio di storicità, chi ha più presenze, quindi abbastanza certo e democratico, o se scegliamo un principio di votazione, come si faceva il capoclasse nelle scuole elementari, non so se si legge ancora. Se volete votare, votate, mi ricordo la cosa. Perché ti riconoscevano. Io una volta sono stato eletto il rappresentante dell'istituto all'università e non ero manco candidato. E infatti poi non mi elessero perché non ero candidato, perché ci fu una corrente, dicevano, per carisma, io che facevo il giornale. Fu una cosa abbastanza, diciamo, strana, inusuale. Tu puoi essere eletto perché sei Totonno Giuliano, che poi comunque è uno dei primatisti, cioè Marek, Bruscolotti e Totonno, i primi tre, non ricordo, nelle presenze all time degli azzurri. Quello è il vero grande capitano della storia del calcio Napoli, per carattere, perché poi tra l'altro faceva anche il sindacalista, per cultura, un uomo che poi ha fatto anche una bella carriera insieme a Celentano, ha portato Maradona a Napoli, tutte e due, non il padre di Valerio, anche se c'è questa gioiosa coincidenza. E quindi io non so, perché ti sto rispondendo, amico Bellino, qual è stato il principio, perché se è un principio di presenze, nel momento del passaggio da Marek a Insigne, Cajon aveva 2 o 3 presenze in più. Lo so benissimo perché io mi segno poi è stato scavalcato perché è andato via, poi ha giocato un po' meno. Quindi perché invece nelle trasmissioni dove il mio collega lo appoggia tantissimo, Insigne, qualche glielo tocca, commetteva un errore di presenza, non è vero. Quindi se è stato fatto, qualcuno ha fatto i conteggi sbagliati. Se è stata fatta una votazione non lo sappiamo, quindi se i compagni hanno votato e quindi a questo punto si rispetta. Non lo so, io quando non so una cosa, senza vergogna ve lo dico, perché non voglio fare quello che deve sapere tutto. A questo punto però, amico Bellino, secondo me, se non c'è stato un episodio gravissimo come i compagni, il libro, Vandanara, cioè, insomma, tu perdi un po' quei valori e quelle regole che io vi cito sempre non scritte nello spogliatoio, no? Dove, e quindi se non c'è stato questo, e Insigne mi risulta essere un ragazzo molto corretto, senza grilli per la testa, poi c'ha la sua vita, i suoi limiti caratteriali, culturali, cioè, però non è un infame, diciamo, il termine è brutto, non è infame. E quindi ci può essere un motivo grave, proprio disciplinare, o anche proprio come noi ti abbiamo votato, adesso ti sfiduciamo, no? Adesso secondo me sarebbe proprio grave togliergli la fascia da capitano, sia da un punto di vista morale che da un punto di vista proprio del gesto, anche per l'esterno. E in più, adesso lui ha più presenze di Mertens e Koulibaly. Lui attualmente, dei giocatori in rosa, Insigne è il giocatore che ha più presenze nel Napoli, seguito da Dries Mertens e poi Koulibaly. Quindi io non gliela toglierei, perché per me il rispetto umano, il rispetto di certi valori va al di là di qualunque cifra, pure se mi metti 20 miliardi di dollari. Cioè. E poi secondo me, tranne che non ci sono delle condizioni, solo loro possono sapere, gravissime, non vedo perché bisognerebbe toglierli. Sicuramente, se chiedi un mio parere semplicemente personale, però ti ho premesso che io non so se c'è stata una votazione tra di loro o se addirittura Marek Hamsik l'ha salutando, ha detto il capitano deve essere... noi non lo sappiamo. Marek ha detto delle parole molto belle su Insigne. Il fatto che Marek sia sempre stato un ragazzo di un'educazione insolita per il mondo del calcio, fuori e dentro il campo, non solo per le poche munizioni, per le poche bestemmie, come dire,
fuori dal campo esemplare, non lo so. Allora metti che Marek ha fatto questo gesto come Bruscolotti, che disse io cedo la fascia a Maradona, pure se aveva più anni, più presenze, carisma e aveva visto di tutto il peggio in quegli anni, a questo punto sarebbe un doppio sgarro quello di togliere la fascia di capello. Per esempio potrebbero essere, anche se sono forse un po' troppo, si va troppo nei limiti, è troppo dentro uno spogliatoio, potrebbero essere domande e a cui una società può anche non rispondere, ha detto ma come è stata attribuita la fascia Insigne? E uno dice ti vogliamo raccontare questo segreto, oppure sono cose che è meglio che non vi diciamo perché bisogna mettere una saracinesca piuttosto che Verona e le solite cretinate. Questa è una domanda interessante e quindi ci possono essere 4 ipotesi. Non penso che se l'è presa lui, io sono il capitano. Quella è una mossa alla Ibrahimovic che non credo faccia parte del carattere. Però, di ora sarebbe devastante. Sul fatto dei rinnovi, però Valerio si sta facendo una mi sembra una guerra senza armate. Tra l'altro noi conosciamo il rapporto non solo con Napoli ma con i compagni, a volte anche come guida, come mentore nella città, nella squadra di Mertens. Questa non mi sta piacendo, questa mettere 2 giocatori l'uno contro l'altro, quando si dice non si fa il bene, perché poi si usano queste frasi comuni, dobbiamo fare bene, remiamo tutti i processi, eccetera, e poi mi cadiamo su queste cose qua. Allora, visto che purtroppo ci sono i procuratori e si pagano pure soldi pesanti che non possono essere ammortizzati, sono soldi bruciati, cioè, la legge lo prevede, quindi non dico nulla, però non è che dici quei soldi ai procuratori, io l'ho scritto, sanano le plusvalenze, i soldi ai procuratori, nel mio articolo ho scritto sanano in bilanci ma non si vedono in campo, poi non li vedi come stop fatti bene, oppure dici sai è una quota che noi impegniamo nel sociale per un campetto in periferia, in territori disagiati. Sono soldi che vanno a un professionista e se li tiene lui per il suo lavoro, benissimo. Però visto che ci sono, facciamoli lavorare e noi concentriamoci su altre questioni, altre domande. Siccome sta andando avanti da mesi questa contrapposizione, e non solo giorno, e non porta nulla di utile, se non aver creato, io ho letto una cosa veramente di una maleducazione, di un sessismo. La moglie di Mertens, che è di uno sfizio incredibile, ha pubblicato un video dove fa vedere il San Paolo, bellissimo il San Paolo, e uno gli ha scritto brutta, sei cosa, senza trucco, eccetera. Ma noi stiamo perdendo proprio il lume della ragione nel mondo del calcio. La maleducazione non è mai nella vita, non nel calcio, non è mai accettata. Chi è maleducato, offende, dice vaffa, significa che non ha strumenti lessicali per affrontare un contraddittorio, un discorso. Se la cava Valerio vaffanculo, e me la sono cavata, perché in realtà sono un ignorantone, Guido, che non riesce a tenere il passo. Mi scuso, era solo un esempio. Allora non va bene perché poi ha creato delle contrapposizioni volgari, perché lui si là, che secondo me poi sfociano in volgarità che vanno pure nell'aspetto personale, umano, che sono non censurabili, sono proprio da condannare, non perché la censura tu metti solo la pietra sopra, no, sono da condannare, quindi non serve a niente. Parlassi dei procuratori, Giuntoli, se non è stato fatto fuori, De Laurentiis, se la vedessero loro, con i loro parametri, a noi non ce ne frutta niente. I giocatori devono essere messi nelle condizioni più serene di poter svolgere bene il loro lavoro, che è quello di giocare a calcio. È la mia idea, assolutamente sbagliata. E domani ci guarderemo questa partita. Io invito tutti, siamo arrivati a 250 like, ma giusto per il lavoro dei moderatori, perché vedo che si stanno comunque facendo il cosiddetto sempre. Ho visto una presenza e quindi mi permetto, si vede non si vede, vabbè, comunque un TVB di affetto, ma non ha scritto niente veramente di affetto, perché c'è il cosiddetto passante bellino Adriana Semeraro, che poi ha scritto sono juventino, quindi il nome Adriana
fatto casuale, o forse Adriano. Lungi da me, Trolli, ti vogliamo bene. Questa è la cosa importante. Guido, io non so se tu hai avuto modo di vederla la conferenza su YouTube o su altre piattaforme poi dopo. Durante la conferenza del Napoli su YouTube c'era l'impossibile nella chat del canale YouTube del Napoli. Sì, l'ho visto. E nella chat c'è stato un momento di bellineria proprio vera e propria, perché c'erano tanti amici bellini e abbiamo detto dei TVB a gente che voleva ovviamente fare eruttare il Vesuvio. Cioè, De Laurentiis sta parlando, tu ti prendi la briga di venire a voler fare eruttare il Vesuvio sul canale del Napoli. Queste cose che non capisco, cioè io, per quanto odi sportivamente la Juventus, ma io non ci vado nelle chat loro a dire cose eccetera eccetera, ma state dove dovete stare, io mi interesso delle cose mie. Come mai c'è sempre questa cosa proprio ad andare a cercarci per dire delle cose proprio apposta? Mi dai l'occasione di parlare di qualcosa che ho detto, poi ti voglio dire una cosa, la mettiamo un attimo là. Sì. Però prima ti rispondo. A volte, adesso faccio arrabbiare, ma per modo di dire, perché è una donna di una tale intelligenza, bellezza, simpatia, l'amore della mia vita. Io ho dedicato tutta la mia vita alle donne, nel senso che io sono cresciuto. C'è stato un periodo della mia vita che dissi: mamma, sono stato adottato. No, non sei stato adottato. Allora una volta mi dissi: mamma, sono stato scambiato nella culla. Anni dopo hanno fatto un film, il 7 e l'8. In realtà poi questa trovata è già presente in un film, come sapete, di Sergio Leone, perché scambiano le culle per il ricatto. E mia madre disse: no, è impossibile, perché tu sei nato il sabato e dalla lunedì alla domenica nacquero solo donne, quindi non ti potevano scambiare. Ed è stato l'inizio, perché poi la mia migliore amica, l'amica di sempre, all'epoca era una bambina di 2 mesi, poi siamo cresciuti da 2 mesi in poi insieme. E a volte le mie amiche mi fanno delle domande riguardo il mondo maschile e io dico: guarda, non è il fatto che io sia maschio che ti posso necessariamente rispondere, perché dovrei avere quella psicologia di quel tipo di maschio, e quindi non ce l'ho. E nella vita è sbagliato dire proviamo a metterci nei panni quindi scusate se ogni tanto racconto delle cose, se ne andando dalla chat. Io dovrei essere un tifoso juventino con la mentalità di un tifoso juventino iracondo, sai, incazzato, che ha bisogno di trovare delle cose per un'identità che non trova, e allora ma non lo so perché non ho quella mentalità. Io tra l'altro poi sono un tifoso anche molto sui generis, che un modo di festeggiare è sempre molto intimo, poco appariscente. Non pensate che io bagno nella fontana, urla, cose, cioè. L'unica cosa carina, questo ve la posso raccontare, vivendo all'epoca nella città di tutti gli juventini, che quando Napoli vinse lo scudetto, io con mia madre arrabbiatissima per quello che stava facendo, misi la bandiera del Napoli sul balcone. Mia madre e mio padre sono napoletani, però mia madre non sa frega niente di calcio, ho detto non sta bene, non è decoroso, eccetera. Una delle, sai, sono le donne, io ce ne ho 2, detto, non lo amano il calcio, quindi erano guerre infinite, prima con mia madre, poi con mia moglie. E allora uno del palazzo, che poi era anche l'amministratore, quando la togli quella cosa, io andai al mercato, comprai un drappo azzurro che prendeva non dal primo balcone all'ultimo, e tolsi, perché lui disse: quando la togli, avrebbe detto la toglierò domani. Io, uomo d'onore, lui non disse non mettere mai più, gli disse: quando la togli quella bandiera, dà fastidio, ho detto la toglierò. Tolsi quella bandiera e missi questo drappo azzurro dal balcone, dal primo balcone all'ultimo, prendendo tutto il piano per 1 mese. E fu il mio modo. Questo è il modo più eccentrico, effettivamente oggi mi vergogno, però quando il Napoli ha vinto lo scudetto io ero un bambino, il Napoli ha vinto nell'87, quindi ero preadolescente, ci stava pure. E quindi Valerio, scusa, no, come faccio a risponderti? Dovrei, e non ci penso neppure, attraversare il mio cervello in un attimo da qualche parte, in stand-by, farmi mettere il cervello di queste persone nel mio. Madonna mia, che brutta prospettiva,
e diventare quel tipo di persona che deve andare a offendere gli altri. Ti ho detto, io abbiamo perso tante volte, abbiamo anche vinto, ma io non mi sono mai permesso, manco per scherzare, pensavo che persone sono... alcuni dei miei migliori amici sono interisti, a parte gli ultimi anni, noi negli anni passati ne abbiamo date di legnate all'Inter, ma io quei giorni bypassavo, perché poi facevo passare una settimana e poi si parlava d'altro, no? Di miei amici, non mi ha detto, avete perso 3-0, quello là. Non lo so. Non bisogna mai confondere lo sfottò con gli insulti. Attenzione però, perché mi hai portato a parlare di una cosa importante. Il codice, visto che sapete mio fratello è penalista, prevede un reato che è apologia alla strage. Io intervenni a Campania Sport una volta, non come incacchiandomi con Fate Presto, ho detto, perché lui minimizza il sento, e ha detto no, per una volta non ci sto, ho preso il telefono e ho detto devo correggere questa cosa. Anche perché sapete, io da sopravvissuto dell'SL, quindi la violenza proprio no, quando tu li vedi morti a terra per una partita di pallone, il codice prevede un reato penale, cioè io domani non mi posso svegliare e dice dobbiamo ammazzare tutti gli ebrei. Non lo puoi dire sui napoletani, perché i napoletani non vengono riconosciuti come etnia. Con mio fratello abbiamo fatto uno studio, un articolo su questa cosa, perché mio fratello molto spesso si occupa dei reati e quindi fa delle pubblicazioni scientifiche su determinati reati. Quindi questo non è equiparabile ad apologia alla strada. Non lo è per una sfumatura, cioè non riconosciamo i napoletani come un popolo, ma non come un'etnia. Mi scuso, amiche belline, amici belline, se oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di molto diverso da quello che si immagina in un canale di calcio, però siamo liberi, non abbiamo lo sponsor, non abbiamo l'assessore. Il fatto che non possa essere equiparato a un reato penale non ti depenalizza moralmente, perché moralmente è un gesto deprecabile, esattamente al pari. Quindi dire Vesuvio lavali col fuoco non lo posso considerare apologia di strage, ma per il codice penale, per questa sfumatura, ma sicuramente è quello il significato, cioè io sto augurando che il Vesuvio erutti e stermini un po'. Pensate che cosa brutta se noi ci fermiamo a analizzare l'analisi logica delle parole. E questo, secondo me, non è uno sfottò. Per Guido Gentile, che pare, visto che tanti anni dicono essere dotato di un grande senso dell'umorismo, la regola che mi ha accompagnato, una di quelle famose regole del mio senso dell'umorismo, quindi non è che me lo sono segnato, è che la prima persona che deve ridere di una mia battuta è il diretto interessato. Significa che io non l'ho offeso. E vale anche per me. Una volta un mio amico napoletano disse, siccome io sono sempre spettinato e lo ero anche di più, Guido, i tuoi capelli non sono spettinati, sono terremotati. Io scattai, era dalle risate, perché questo non è offendere, a parte che è vero, ma non è offendere una persona. Se avesse detto Guido tu rubi, ma scherzavo, no amico mio, tu non puoi accusarmi di una cosa che tra l'altro è un reato, perché questa è diffamazione, e poi uscirtene con lo scherzare. È la stessa cosa. Tu non puoi dire, cari colleghi, vabbè, ma è sfottò. Quella è quasi apologia di strage. E non è uno sfottò. Dice anche voi napoletani, Milano in fiamme, ma secondo voi io sono contento per quei cori? No, sono brutti, sono stupidi, non danno forza alla tua squadra e sono, oltre che volgari, apologia anche lì, perché funziona allo stesso modo. Perché oltretutto fammi dire che quei cori non si sono sentiti più, questo riguarda, sì, erano gli anni 90. Gli anni 90. No, perché io anticipo sempre, ma voi napoletani... Bravi, no, ma hai fatto bene, ma perché ci penso anche io tutti i giorni. Milano in fiamme è brutto e rinnego e rifiuto questa cosa. Poi la mia squadra sta
vincendo gli do ancora più forza per portare a casa il risultato. Sta perdendo, che me ne frega di dire Milano in fiamma, forza ragazzi, non demoralizzate, non bollate mai, qualunque cosa, ma che me ne frega. Quindi anche a livello proprio logico, di nuovo, non avrebbe senso, oltre che volgare anche lì. Allora, siccome si introdusse, facciamo un po' di storia, una regola, perché tu non puoi fare banana, cosa a un giocatore, perché quello sì è razzismo, ma potevi insultare i napoletani, si introdusse la sfumatura di discriminazione territoriale e al terzo step la perdita a tavolino della partita. Il Milan ne aveva fatte 2, ne aveva fatto il terzo, tutta la nomenclatura di intelligenza intervenne e poi si è accrissata questa cosa, prima Toselle, pure cose. Ecco, in tutta l'esperienza napoletana di Aurelio De Laurentiis, io gli riconosco non un merito, un monumento criso-elefantino, come la statua di Zeus, che è una delle 7 meraviglie del mondo, ma purtroppo perduta. Sono rimaste solo le piramidi di Giza, delle 7 antiche meraviglie del mondo. Canale altissimo, se non ricordo. E De Laurentiis ha tenuto sempre il Napoli fuori da qualunque forma di contaminazione criminale, da quella più stupida della contraffazione della maglia a quella grande. Ci tiene moltissimo, ci tiene alla sua società, ci tiene ai suoi figli, ci tiene anche come si incacchiava per litigi, e questa cosa non gli fa onore, gli fa super onore, e io sono orgoglioso che la nostra società sia stata gestita in questo modo così etico e trasparente in un mondo che non è. Allora, DL, perché devi dire le parolacce rovinando l'immagine della città e della società che tu mantieni in questo modo? È un autogol. Mannaggia la miseria che tu ti fai, perché poi anche gli autogol, quando fanno quelle bellissime storie, vignette, quando arriva De Laurentiis, siete delle merde, perché quella è la caratterizzazione. E ci siamo fatti un autogol. Perché se tu sei un uomo, perché De Laurentiis è un uomo molto colto, molto intelligente, io l'ho sempre detto, infatti io parlo di contraddizioni, gli ho sempre riconosciuto i meriti, ma non mi piacciono le contraddizioni. No, io non sono mai né contro, infatti non appartengo né alla scuola di Pappone né quelli è bravissimo, un genio, sono Guido, che io, e mi ha detto questa cosa, la do per vera e la smonto, la rianalizzo, è corretta, perfetto, 1-0. No, ho trovato questa discrepanza, me la spieghi? Quello è sempre stato il mio, ci tengo a specificarlo, mio atteggiamento nei suoi confronti. Perfetto. Allora tu mi citi un grande libro che ho letto sui mali del calcio e tu dovevi sempre, questo ti rimprovero, sbattere i pugni in Lega, eccetera, perché siccome noi siamo la società, da quando l'hai presa tu, dove nulla si può dire, e quando fecero quella gaffa del giardiniere assunto dal comune che era figlio di un mafioso, vedete anche il Napoli, non c'entrava niente, lui poi è stato chiamato, tutte le volte che poi è stato chiamato là, tutte le varie intercettazioni, non è mai uscito nulla, perché proprio lui ha isolato la scuola, non è Napoli, quella è Società Sportiva Calcio De Laurentiis, va bene, però tu questo me lo devi far pesare. Tu quest'anno mi dovevi far pesare che hai pagato gli stipendi sempre addirittura in anticipo, perché dovevano scattare, come previsto dalla norma, i punti di penalizzazione per le società che non hanno pagato, non in ritardo, non li hanno pagati, sono arrivati a vincere lo scudetto non pagando, come succede in Serie C, Serie B. Perché no? Tu dovevi importi per i cori razzisti, per il buon nome della città, ma per il buon nome della tua società, che è gestita in modo così etico. Allora dice, allora, signori miei, io non c'ero quando facevate le porcherie del calcio, questo dovevi dire nel tavolo, perché io facevo cinema, e quindi quando voi avete fatto i bilanci falsi, il doping, il calcio io non c'ero, non mi interessa quello che avete fatto, mi interessa che adesso, quindi se uno sgarra, io ve lo faccio pesare, perché io non sgarro. Questo è l'unico vero rimprovero che io faccio De Laurentiis, perché così non sei complice, ma sei disattento, giri la testa dall'altra parte e non va bene, perché non va bene, perché depotenzi quel meraviglioso lavoro che tu hai fatto in questi anni, di gestire una società dove
puoi dire potevamo vincere, Grassi e Reggini, tutte quelle cose da un punto di vista sportivo che potevano essere fatte meglio, ma da un punto di vista contabile, societario, etico, di infiltrazioni, ma non puoi dire nulla, De Laurentiis, nulla, e per questo tu lo devi far pesare al tavolo, e invece ti giri dall'altra parte e vincono sempre le stesse. Ecco perché il futuro del Napoli è un futuro oscuro, perché non ti seguiranno gli altri. Figurati se hanno interesse dopo 100 anni, adesso rinsaviscono e diventano tutti bravi. No, è perché tu a questo punto agli Agnelli dici sì, lascio passare, perché come hai detto bene tu una volta, nessuno in Italia si mette contro gli Agnelli. Nessuno, manco tu. E quindi e lì lui la frecciatina, io l'ho letto quel libro ADL, è tremendo, anche perché capisci che il mondo del calcio in questa, ma il report nell'ultima puntata sui procuratori, cioè voi mi dovete spiegare, vi faccio capire oggi, elevata trasmissione, io faccio la denuncia alla cassa previdenziale del mio ordine, l'ordine dei giornalisti, online, e devo pagarla online, mi spiego, non con assegno e non in banca tramite bonifico, ma solo online. A me sta benissimo, magari tutto fosse così. Le tasse le puoi pagare con bonifico bancario e banking dal sito della tua banca. Se vai in compensazione, amiche Bellini, amici Bellini, non le puoi pagare, è la legge italiana, dal home banking, dal sito della tua banca con bonifico. Lo devi fare attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate. Facciamo informazione a Valerio. E poi metti i codici bancari e lo paghi lì. È la legge. Allora mi dovete spiegare, il report è stata precisissima, perché queste transazioni di calciatori di milioni di euro passano attraverso società offshore che non si capisce niente, e poi Raio ha detto no, non ero lì, dove giustamente il report ha detto la dubbia trasparenza, dove tu non hai tassazione. Cioè io le stesse tasse, se vado in compensazione, ci sono stati anni diversi, no? Quest'anno ho guadagnato di meno, io spero sempre di guadagnare €1 in più, non perché mi arricchisco, non arricchisco niente, proprio perché è scocciante passare dal sito dell'Agenzia delle Entrate che si blocca, eccetera. E poi mi devo sentire un procuratore, Santarello, l'unico che ha voluto parlare, no, ma io, quello è un regalo, 20.000 euro. C'è una legge dello Stato che prevede che tu non puoi, a parte che se io andassi in banca, nella mia banca, a chiedere un prelievo di 20.000 euro, non me lo darebbero, chiamerebbero il direttore, chiederebbe il perché, dovrei fare una pratica motivata. Questa pratica motivata, anche perché non ce li hanno, andrebbe, non te li danno il giorno stesso, andrebbe ovviamente immediatamente, parliamo della banca, quindi non è che li prendo da sotto il materasso, andrebbe immediatamente all'Agenzia delle Entrate, perché io devo fare questa cosa, perché devo fare questo qua. Sarebbe un po' sospetto, perché tanto io non posso pagare nulla più di 3.000 euro in contanti, cioè, quindi perché devi avere 20.000 euro in contanti in mano? Quindi dalla mia banca io non è che gli ho detto sì te li diamo subito, no, ma quello è un regalo, un amico dell'infanzia. Io non mi posso tenere queste cose, Valerio, perché sono due mondi che viaggiano con regole totalmente diverse, ma non i 100 euro di Guido, i milioni di euro di questi procuratori che poi fanno regali da 20.000 euro, no, ma è un amico di infanzia. Allora io a Valerio, se è un amico di infanzia, non gli posso dare 20.000 euro, ma perché è un problema io, è un problema lui, scatta l'antiriciclaggio immediato. E sono casini della Madonna, perché sono le leggi dello Stato, e noi che siamo brave persone siamo all'interno delle leggi dello Stato, perché questo significa far parte di un ordinamento giuridico, ma mi sembra che il mondo del calcio sia un mondo a parte. E la cosa bella non è che la giustificazione dell'ordinamento giuridico o del presupposto tributario, la giustificazione no, ma era un mio amico, non è una giustificazione, è un aggravante. E quindi scusa Valerio se mi sono No, ma che scusa, assolutamente. Noi questo è perché io vedo che chi c'era c'è ancora e sono contentissimo che si è creata una community che vuole approfondire, che va oltre, quindi io sono proprio orgogliosissimo e ti ringrazio tantissimo Guido. Io vado ad ultimare le mie cose musicali.
ti ringrazio tanto per la tua presenza. Oggi è stata una puntatona, io la chiamo sempre puntata, come se fosse una trasmissione in TV, perché così la facciamo. Io non vado online se non sono pronto a parlare di certe cose e non chiamo persone a caso. Signori, un ringraziamento speciale a Guido Gentile. Allora, grazie a tutte le amiche pazienti belline, gli amici pazienti bellini e i passanti. E i passanti. Grazie Valerio dell'invito. Spero di essere stato preciso. Se qualcosa non fosse preciso poi la rettifichiamo. I numeri però sono quelli, tra l'altro da fonti ufficiali citate, quindi sono le migliori, perché sono... scusatemi se abbiamo anche inserito altri temi, però erano pertinenti, sì, dal mio punto di vista, proprio perché legati a delle domande, come sono, esaustive, e che secondo me invece generano dei dubbi, e quindi mi scuso per queste, non divagazioni, per queste amplificazioni del territorio della nostra discussione. Il termine giusto è quello, amplificazioni. Ma d'altronde comunque, per quanto sport, comunque uno sport che genera e che tanti affari che si fanno con tanti soldini. Ancora grazie a tutti quanti. Grazie a te. Attenzione, ti lascio andare così. Vabbè, Toro, spero che sia una buona scuola. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie. Allora io ringrazio ancora Tore per il messaggio. Sono veramente contentissimo di quello che siamo, che siete. Ve lo dico, dico direttamente siamo. Grazie Francesco, amici. Allora faccio un giro di saluti generale per quelli che non sono riuscito a leggere. Ringrazio tutti. Avevo visto Luca che ci chiedeva delle magliette. Sì, l'abbiamo affrontato più o meno all'inizio della live, il discorso magliette. Ti faccio un riassunto: siamo in grande ritardo, perché fare tutto in autoproduzione non è più snello, ma anzi rende tutto più lento, e quindi se noi presentiamo le magliette a metà agosto, che sia la maglietta migliore del mondo, che la distribuzione arrivi fino sotto casa mia, va benissimo, ma siamo in grosso ritardo, e quindi speriamo che ci diamo una mossa, una community che è altrove. Grazie Vincenzo, sempre esaustivo come di consueto. Vorrei che tutti i giornalisti pagati fior di quattrini fossero come te. Grazie Daniele. Giro queste belle parole all'amico Guido, che veramente ci onora della sua presenza. Io sono fortunatissimo. Prossimo episodio. Allora amico, io credo di farcela domani per la live di questi due giocatori qua, di Insigne, di Mertens. Sarà Italia-Belgio, sarà Belgio-Italia, non lo so. Spero di farcela domani alle 3 americane, ovviamente sono le 9 in Italia, e quindi ci facciamo un po' di telecronaca, vediamo se riusciamo ad emozionarci. Luca, figurati, scusami se non sono riuscito a risponderti prima. Ti abbraccio Armando, abbraccio Tore, abbraccio Vincenzo, abbraccio Angela ovviamente in maniera particolare, che non se ne perde una. Vi voglio tanto bene. Grazie Guido a te, mi hai incantato con le tue parole, tant'è vero che non ho fatto domande. Straordinario. Grazie anche Marcus per la sua presenza, Polli per il lavoro infinito, instancabile, Guido un giornalista con tutte le lettere maiuscole, assolutamente sì, possiamo ribadirlo con forza. Salvatore, Pasquale, un abbraccio anche a te. Signori miei, grazie a tutti, lasciate i like finali che gratificano i miei moderatori e tutti i miei collaboratori. Dove sta la sigla? Sono pronto, faccio finta che sono già pronto, però vedi, così senza mani. Iscrivetevi al canale. Qua iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Iscrivetevi al canale, lasciate un like finale. Ci vediamo domani, già lo sapete, non vi abbandono mai. Da New York, Valerio Fluido è tutto, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net.
le magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.